parte con la posta di Mirella. Allora vorrei far vedere questa foto di Michela che è arrivata ieri, Michela Morutto, che voi conoscete, quella mamma che ha il marito con l'Alzheimer a 40 anni, purtroppo si è ammalato di Alzheimer con 2 bambini molto piccoli, Mattia e Andrea, che voi avete visto anche ieri, e soprattutto questa donna da sola che deve combattere contro questa malattia, queste strutture che non ci sono per una malattia così importante, ma su un uomo giovane. Questo uomo, come si diceva ieri col presidente Tappari dell'RSA, non può stare con persone molto anziane, perché questi bambini che stanno diventando ragazzi chiedono alla loro mamma: ma perché il mio papà è in questa struttura con queste persone molto diversamente giovani, come li chiama Mirella? E lei risponde: perché è l'unica struttura che c'è dove il papà può stare. Questi bambini già traumatizzati per questa perdita immane, perché per loro questo papà era la roccia, però sono cresciuti. Vediamo poi se riusciamo a vedere le foto di Mattia e Andrea anche che alzano il suo papà, che giocano con lui, perché per loro è sempre il loro papà, loro vogliono giocare. E soprattutto quello che mi scrive Monica ieri. Allora, carissima Mirella e faro di noi comuni mortali, grazie per l'intervento eccezionale di oggi e per le belle parole e sostegno che ci dai a tutto tondo. In merito agli ospiti di oggi vorrei dire al direttore Adico che la sottoscritta a settembre 2024 ha contattato via mail e via telefono l'associazione consumatori per fare una diffida legale comune, come da loro richiesto, per la retta RSA degli ammalati di Alzheimer, che dovrebbe essere a carico dello Stato. Dopo aver inviato la mail con documentazione di Paolo, peraltro molto delicata, non ho più avuto risposta, neanche dopo aver sollecitato la loro segreteria. Quindi che sistema è? Siamo consumatori perché siamo consumati dentro per la solita e inequivocabile assenza. Al direttore dottor Tappari vorrei far presente che, a parte l'aumento delle bollette in RSA, cosa che tocca anche a noi cittadini peraltro, è stato detto che si paga anche il rinnovo dei contratti di infermieri e OSS e che il contributo regionale per l'impegnativa di cura alle famiglie è stato ridotto, e quindi a fronte di tutto questo nel nostro caso l'aumento per Paolo è di 6 euro al giorno, ovvero 180 euro al mese se ha 30 giorni. Quindi cosa succede? Se non c'è Mirella, Paolo va in mezzo alla strada, o ci andiamo io e i ragazzi? Vorrei tanto andare io a parlare ai famosi tavoli, magari anche in regione, per raccontare cosa succede quando ad ammalarsi un giovane papà con mutuo, rate della macchina e 2 figli piccoli. Grazie sempre per tutto quello che fai per noi veneti scacciati dall'indifferenza del solito sistema. Ti vogliamo un mondo di bene. Ecco, questa è la foto di questo marito, di questo papà, che questi ragazzini, poi vediamo se vediamo anche le foto di ieri che ci sono, dove Mattia e Andrea, uno alza il papà per giocare, eccolo qua. Questo Mattia è diventato anche alfiere della Repubblica, tante medaglie ma schei niente. Poi c'è Andrea invece che gioca col suo papà e gli dà anche da mangiare. Allora io presento questi ospiti, grazie di essere qui: Marco Della Pietra, sindaco di Spregiano, e grazie anche a Fabio Bui, già presidente provincia di Treviso, ma sempre politico, perché qui ci vuole la politica per spiegare cosa succede. Allora, Marco Della Pietra è anche Fratelli d'Italia, perciò un partito al governo molto importante. Giorgia Meloni sono uno di voi. Io vorrei tanto che a Giorgia Meloni, se lei riesce a far avere queste foto e questa lettera di questa mamma, visto che lei ci tiene anche alla corrispondenza, a sapere cosa, anche se è sempre in giro per il mondo, e mi sembra che lo faccia anche molto bene, visto quello che si dice di questa premier, ma soprattutto capire che abbiamo dei problemi che nessuno vuole risolvere. Lei, poveretta, Michela, ha provato a scrivere onorevoli, senatori, sindaci, ma non si muove paglia. Se noi, grazie al 5 per 1000,
non mandiamo questo contributo, lei veramente con le spalle al muro, perché la rete è altissima, 2 bambini da crescere, avete sentito un mutuo da pagare, se no perde anche la casa. Allora, Della Pietra, cosa sta succedendo? No, beh, allora intanto sì, fammi avere la lettera. Grazie. Io in qualche maniera, adesso non so se direttamente alla Premier o comunque a qualcuno di molto vicino la facciamo arrivare. Vedete, a volte si passa per cinici perché cioè, è un dato di fatto, non aumentano le rette e qualcuno ci rimette sempre no, l'ultimo. Anche noi come comuni, per quanto riguarda la quota del sociale, quando qualcosa manca, chi è che chiamano? I comuni a mettere i soldi che mancano. No, dico, purtroppo il caso singolo non è neanche tanto più singolo, perché sempre più persone giovani si ammalano di questo male che, guardate, è davvero infimo, non è degenerativo spesso in maniera anche velocissima, e quindi si può solo immaginare. Guardate, io ricordo una signora ancora agli albori della mia carica, chiamiamola così, quindi una decina di anni fa, una signora che mi ha avvicinato per strada una mattina, me la ricordo come se fosse ieri, e mi ha detto io ho il marito che è malato di Alzheimer e se potesse fare qualcosa perché non riesco neanche ad andare a fare la spesa. Cioè, pensare a una cosa così normale come l'andare a fare la spesa, visto come che per noi, diciamo che non abbiamo patologie, magari neanche una rottura di scatole, perché anche ad andare a fare la spesa, no? Per la signora era come un regalo, no? E poi dopo lì sono nati i caffè Alzheimer, sono nati i centri sollievo, e a Spresiano abbiamo fatto il centro di sollievo, adesso si è allargato, vabbè, però questo è un altro discorso. No, dicevo che lì è proprio anche a livello di normativa che andrebbe fatto qualcosa, ma a livello proprio di dogma, nel senso che noi, anche per dare i contributi, anche come comune, mentre ti credo io che vengono da te, perché tu sei lì, sei pronta, no? Noi invece dobbiamo vedere tutta una serie di dati, tutta una serie di cose che a volte uno che gana a casa, magari ereditata, magari diroccata, magari che è solo una rottura di scatole, fa reddito e allora non puoi neanche andare ad aiutare. Però, Della Pietra, non dovrebbe essere la regione che interviene? Io credo che in regione c'è il sociale. Cioè, ragazzi, gli enti sovraordinati non possono sempre demandare ai comuni che alla fine già raschiano, no, il fondo del barile. Però, cioè noi, guardate, io non sono abituato, io in maniera, lo dico proprio no, vis-à-vis, cioè non sono abituato a piangermi addosso. Se ho il problema o risolvo, dopo magari dopo vedere cosa che succede. Sì, ma se si trovano 240.000 euro per dargli, perché ho letto tutti i contributi che ha dato la regione, ecco nel bilancio cosa ha messo. 240.000 euro per una dama, solo per una dama 240.000 euro. Io penso che magari più della dama che ha bisogno sta dama qua, o sbaglio, Bui? No, hai ragione Mirella, intanto saluto anch'io il sindaco e tutti voi. Hai ragione, guarda, ma l'ha introdotto benissimo Marco, nel momento in cui dice oggi i comuni sono rimasti gli unici interlocutori dei cittadini. Non è provincia di Treviso, provincia di Padova. E con i comuni sono rimasti interlocutori dei cittadini persone di buona volontà come Mirella e tanti altri volontari, e questi cittadini sono spaesati perché la politica, che dovrebbe decidere elementi concreti di intervento, non li decide e soprattutto non ascolta. Quando la signora ti dice andrei io ai tavoli, vuol dire che ha esaurito tutti i passaggi possibili destinati a lei per poter parlare, per poter rappresentare le istanze di quella famiglia. E allora è mai possibile che questa signora, come tantissime altre signore, non abbiano dalla politica che deve decidere e non demandare ai comuni il problema, non abbia nessuna possibilità di
essere ascoltata e soprattutto dopo l'ascolto essere anche accompagnata. Dici bene te, quando al ragazzino viene data il trofeo, il premio del Alfiere, benissimo, Alfiere della Repubblica, benissimo, come esempio virtuoso di un ragazzino che ha dimostrato delle virtù, però guardate che alla famiglia più che alla medaglia servono atti concreti. E su questo la politica deve interrogarsi, ma deve interrogarsi soprattutto la politica che purtroppo rimane più lontana dai cittadini, che non è certamente quella dei territori e dei sindaci. Sì, ma io allora a chi mi devo rivolgere per cercare di capire come mai non arriva un supporto a questa donna che deve lavorare? Lei ha problemi, perché lei ha anche problemi di salute, poveretta, ma ha un'invalidità che non gli do niente, non so cosa servono le invalidità, se non ti danno niente, ma soprattutto questi due bambini che stanno crescendo, questi due ragazzini, e sono bravi perché li abbiamo visti, loro hanno fatto di tutto per tenersi il papà a casa, perché lo lavavano, lo portavano con loro a fare le cose di casa, proprio per cercare anche di essere sempre vicini, ma a un certo punto non ce l'hanno fatta, perché come dice Marco Della Pietra, il sindaco, dovevano stare là 24 ore su 24, perché come fai? Loro devono andare a scuola, lei deve andare al lavoro, e supporti alle famiglie, i servizi a casa che ci sono, bui, perché anche nella Costituzione è scritto, dovrebbero esserci, ma non arriva nessuno. Marco Della Pietra. No, guarda, secondo me hai detto bene tu prima, quando hai fatto quell'esempio là, ci sono i soldi per fare delle cose e i soldi per fare delle altre. A me hanno sempre insegnato che se a casa avevo i soldini per andare a divertirmi la domenica e andare in discoteca, si andava. Se durante la settimana avevo delle cose importanti, dovevo comprarmi il libro per scuola o l'album da disegno e non avevo più i soldi fine settimana, non ci andavo. Era un discorso di priorità. Io credo che questo è una cosa che bisogna fare. È chiaro che elettoralmente non paga, quindi è una revisione culturale che bisogna fare. Cioè adesso sei inutile anche a parlare no, perché sennò se tu anche in giro. I voti non arrivano con questi casi. I voti non arrivano con questi casi qua. No, ma guarda, ma è evidente che sia. Poi, se proprio vogliamo dirla tutta, perché ora tanto Fabio posso, vero? Sì. Bene. Allora, ma la premessa di questa lettera qua a me fa incazzare tanto quanto il contenuto. Perché? Perché una persona a 65 anni, lei li chiama diversamente giovani, io dico invece anziani o vecchi, perché fuori al bar dici vecchi, no? E poi a 65 anni, vabbè, lascia stare, però tu a 65 anni, se hai una patologia anche grave, se hai anche ma anche la sindrome di Down, dico per dire tu a 65 anni non hai più quella patologia là, ma diventi anziano o vecchio. Quindi tu non hai più un istituto o un qualcosa che già è tutto una marmaia, perché buttano tutti, no? E uso il termine buttano apposta nello stesso contenitore. Ma dopo addirittura non è più un contenitore che magari ha una sensibilità in più rispetto a chi ha la disabilità. No, diventa vecchio. Quindi tu, anche una persona che ha la sindrome di Down e che ha bisogno di una sicuramente ha bisogno di qualche supporto in più rispetto a una persona meramente anziana, con tutto il rispetto, poi dopo diventa anziana e quindi va in casa di riposo. Cioè sta cosa qua secondo me si trova, perché sì, ma sta cosa qua comunque è incredibile. Secondo me quindi quando parlo che deve esserci bisogna buttare via tutti i retaggi che abbiamo e pensarla in maniera diversa, anche qui è fondamentale, perché altrimenti poi dopo non dai neanche, cioè ti fa vivere male, non te che dà quello che serve, te spendi Sky, perché Sky dopo viene buttati via, perché se tu spendi soldi e non hai risultati, cosa te ne fai? Io le case, ho un caso in comunità, una ragazza minorenne tra l'altro che ha avuto dei problemi, tra l'altro fuori anche dalla provincia, quindi fuori dalla regione, no? Spendiamo 500 euro al giorno perché stanno, ragazza ha delle problematiche, è psichiatrica, insomma, però dico, è possibile che io non abbia un resoconto dalla comunità dove si trova questa ragazza e che mi dicono guarda ha fatto dei progressi, perché se è da prendere una persona, metterla là, dargli 500 euro al giorno perché magari che dai medesine e uno che la guarda 24 ore ha anche poco senso, capisci? E anche poco dignitoso, quindi è molto ampio il discorso. Vedi Marco, occorre passare dalla politica della beneficenza,
che è la politica elettoralistica delle marchette, alla politica dell'assistenza, strumenti strutturali di assistenza alle famiglie. Altrimenti, con solo la beneficenza data con questi provvedimenti qua marchettari, non si risolve e le famiglie resteranno sempre da sole. Abbiamo nel Veneto una caratteristica, che le nostre ULSS hanno 2 S rispetto a tutte le altre ancora, parti. Bui. Già ne togliamo una fra poco. Sì, la seconda S c'è il sanitario, il sociale. Il sociale è stato abbandonato. Guardate che ci si sta concentrando anche nella spesa, tutto nel sanitario, e invece è il sociale che non ti porta alla spesa sanitaria. Purtroppo nel Veneto, non solo ora, ma è un retaggio di anni, ma anche in altre parti d'Italia succede, ma qui purtroppo la nostra caratteristica, che era quella veneti legati al sociale, sta perdendo. E le famiglie sono sempre... Bui, che ha sentito quando ho fatto il resoconto di tutto il bilancio regionale che hanno dato i contributi alle associazioni, che è giusto, è anche giusto capire, è trasparenza questa, perché non devo leggere i contributi, ci mancherebbe, anche giusti, non dico niente. Però capite questa donna quando sente 240.000 euro per una dama, 40.000 euro per il villaggio di Natale, e tutte queste cose, salta dalla sedia. E noi guardiamo questa foto di questo bambino che guarda il suo papà, guardate, questo papà che ancora, secondo me, con questo sguardo, guardate il mezzo sorriso che ha, riesce forse a capire che c'è suo figlio di fronte, e magari questo figlio guarda e dice: ciao papà, guarda che sono io, sai, mi vedi? Questo bambino meraviglioso, Andrea. E chi è che risponde a questa foto? Dicono: ma tu, Mirella, fai intanto il consenso della mamma, e perciò non c'è nessun problema, perché lei che dice: adesso vi faccio vedere io com'è la situazione. Ma chi è che si muove? Ecco, chi è che cerca di capire? Ma chi se ne frega? Ma adesso tocca a me, tocca a te, tocca a noi, tocca a lui, tocca a io. E noi? E queste famiglie, come dice Bui, che ce ne sono tantissime, perché veramente ce ne sono tante. Cito un altro caso: Iole, in carrozzina, con figlio vegetale da 40 anni, ne ha perso uno e non arriva nessun aiuto. Capite che Mirella ha il coraggio di farvi vedere e dire e leggere quello che scrivono? Perché alle volte dice: Mirella, avete visto? Ha letto sul telefonino, è arrivata ieri sera. Perché lei vuole giustizia, vuole avere quel supporto che gli aspetta di diritto che è scritto nella Costituzione. C'è ancora la Costituzione al momento. Vogliamo dare questi diritti alle persone che hanno bisogno? Vediamo se Rinaldo si beva il caffè o se sei a posto. Rinaldo? Ciao Mirella, e buongiorno ai tuoi ospiti. Abbiamo parlato anche ieri di questo problema. Purtroppo è un problema, non dovrebbe essere, per il semplice motivo, va bene, che come si può pensare una famiglia così? Innanzitutto non c'è l'assistenza, hai il diritto, non chiediamo assistenza o chiediamo una mano, ha diritto, va bene, di essere assistito, curato, accompagnato dove che ha bisogno, dare tutto a capo della gente. Ma le cose si vogliono parlare, tutti parlano, faremo, e a Meoni, Cambroni, ma cosa ne interessa? Chi fa le robe, e la politica è tutta uguale, dà ragione al Presidente della provincia. E la politica di mettere a bocca quando che va in cerca dei voti, però non gli interessa. E adesso mandiamo bene, ma è benzina domia, e la luce, ma dove siamo arrivati? Sapete solo che i politici che hanno tanti soldi e ora che c'è il cartiere, che ha il culo sul butiro, non sa cosa che vuol dire, e non sa neanche cosa che vuol dire lavorare, perché sento chi parla, che ascolto fine ogni giorno, sento chi parla che un anziano da 78, 80 anni può da via, che ero 81, mi alzavo alle 3 della notte per andare a lavorare, e lavoravo con le barche
andavo a Mestre, caricavo una barca. Sì, lo stai ascoltando, fare il libro adesso però, dai. Sì, ma quello che lavoro, uno che va il culo senza in carriera, che lavoro fare? E se nei treni dove che vola, che lavoro che va? È vergognoso, tutta qualsiasi tipo di politica. Da aiutare a povera gente. Grazie Rinaldo, vado avanti, se no non ce la faccio, per fra poco devo andare anche in pubblicità perché foro sempre. Allora, sindaco Della Pietra, un'altra cosa importante è capire come supportare queste fragilità. Io cito anche il Banco Solidale in provincia con dei problemi enormi per queste persone poverette che non possono entrare in residenza a Versailles, guai entrare con la macchina, qualche macchina, ma entrarci tutti. Perché? È facile prendersela con le fragilità, è là che la Mirella si arrabbia, perché quei forti non se la prendono mai. Con i forti non se la prendono mai, se la prendono sempre con i fragili, quelli che non si sanno difendere, che non possono difendersi. Veramente una cosa ignobile questa, colpire il mondo del volontariato, e lo dico anche a Bui, il mondo del volontariato che deve girare col commercialista e pagare per fare volontariato. Ma vi rendete conto? E poi si mettono il fiore all'occhiello il volontariato. Intanto nel Veneto eravamo primi, adesso siamo al 18° posto. Qualcuno dovrebbe riflettere su questo, dati ufficiali, 18° posto in Veneto da primi che eravamo, tanto per far capire come funziona, perché se ne stanno andando, perché non ce la fanno a reggere. E poi giovani volontari non li abbiamo, poi a Treviso non ne parliamo, non ne parliamo a Treviso, un dramma, non ci sono giovani volontari. Come mai? C'è un perché, la Mirella lo sa, perché non danno visibilità a quelli che vorrebbero anche cercare di aiutare. Le scuole molto chiuse, 2 o 3 volte all'anno si entra e se hai la fortuna di entrare. Della Pietra. Da dove devo partire? Da dove vuole. Perché sì, allora, il discorso forte coi deboli e deboli coi forti è una cosa che proprio irrita anche me, quindi cerchiamo di vedere questa cosa qua e di sistemarla perché non va bene. Assolutamente, prendersela con chi è più sfortunato ma no, insomma, non è neanche al di là dell'etica e della morale, io credo che non sia, cioè, non è nemmeno umano, quindi vabbè, quindi quoto. No, in ordine invece al discorso del volontariato, guardate, prima Fabio parlava della parte sociale, no? Delle 2 S del sociale. Di fatto il sociale, quella seconda S è stata demandata completamente ai comuni, che si arrabattano, nel senso che magari per un anno c'è il contributo della regione e fanno la progettualità. Nel momento in cui la progettualità funziona, cosa fa la regione? Non la finanzia più, dice tanto si arrangiano loro, quindi i comuni poi devono autofinanziarsi e finanzia qualcos'altro. Questo è ve lo dico, cioè funziona così, non è che vi dica nulla non sono passibile di denuncia, ecco, per quello che sto dicendo. Per cui poi dopo, sapete, quando un progetto funziona, mi viene in mente Famiglie in Rete, per dire, era uno dei... Ma gli stessi, prima si parlava di centri sollievo, guardate che i centri sollievo noi adesso siamo in 8 comuni, una rete di 8 comuni, e ce lo autofinanziamo, quindi assieme chiaramente ai volontari. Quindi la soluzione oggi qual è? Se fin tanto che non c'è un cambio, no, da parte dei vertici, che attenzione, quando si parla di cambio non è un cambio come me cavo il maglione, mi metto su un altro maglione, cioè deve essere programmatico, ci vogliono degli anni prima di arrivare che sia chiara anche questa cosa qua, perché dopo uno pensa che ci siano le bacchette magiche. Allora, oggi come oggi, cos'è che si può fare? Si può supportare il volontario, supportare le associazioni di volontari. L'unica cosa da fare è questa. Come lo si fa? Finanziandole. Io adesso non entro nei termini dama, mica dama, però anche le associazioni sono differenti l'una dall'altra e hanno scopi differenti l'una dall'altra. Hanno pari dignità, perché per l'amore di Dio, uno che mette a disposizione il proprio tempo, però ecco, magari si cerca di equilibrare un po', di essere un po' più oculati, ecco, nel finanziamento. Però l'unica cosa che possiamo fare noi adesso è tenerci stretti questi volontari, perché senza volontari il comune va sicuramente in affanno. Bui cosa dice? Guarda, il volontariato è risorsa in tempo di pace. Quando il volontario chiede alla politica dignità, diventa un problema e si allontanano. Oggi sempre più spesso il volontariato, come hai fatto te anche poc'anzi, rivendica dignità, rivendica attenzione
perché è in una posizione che sta supplendo a tutto ciò che la politica non riesce a fare in campo sociale, in campo assistenziale, in campo culturale, sportivo e cose. Perché oggi abbiamo tutte le associazioni di volontariato in difficoltà. Guarda, te prima parlavi del commercialista, io sto seguendo una piccola associazione di Padova che mi ha chiesto un consiglio di patinaggio artistico e dicono abbiamo 300 ragazzi, ma non possiamo permetterci noi di mandare avanti sti ragazzi in una zona anche particolare di Padova, e se dobbiamo pagare il commercialista, dobbiamo pagare tutto il resto, a chi graviamo? Sulle famiglie o su chi? Non abbiamo risorse. Allora a questo punto c'è il tema che affrontava Marco, risorse al volontariato. I soldi, benissimo, occorre però che i soldi, la politica dia dignità, riconosca al volontariato la dignità di essere anche dei supplenti, per quel che sia giusto fare i supplenti, ma è sempre stato così, perché poi forma anche le persone. Nel volontariato si sono formate le persone che poi hanno determinato grandi scelte in Italia e nel nostro paese, però dignità. Sì, però vede Bui, tante parole, adesso vediamo anche le immagini di questa nonnina che è arrivata, dicono ma la Mirella fa vedere tutti i giorni, certo le faccio vedere tutti i giorni, magari anche tutto l'anno le faccio vedere, speriamo che qualcosa cambi. Questa nonnina di 90 anni che prima ha preso la bicicletta, poi la corriera, per venire a chiedere aiuto, Bui, il sindaco della Pietra lo sa perché l'ha anche chiamata, lo dico perché è vero, a chiedere aiuto, ma di ascolto, Bui, è arrivata con un panettone, cioè in provincia non si arriva un panettone dalla politica, a parte dopo il Marco della Pietra, il sindaco di Spregiano, che ne ha portato 120 con l'ambassador Dupin, ecco, che ringraziamo veramente sempre. Mirko Visentin, la moglie, Arianna, che avremo anche ospiti perché sono gesti solidali molto importanti, ecco, come quello che ha fatto Alessio Maria da Rosà, che ha portato veramente il ben di Dio con dei contenitori, dei scatoloni meravigliosi dove dentro c'era di tutto e di più, che avete capito come funziona. Questa non è che è venuta a chiedere ascolto, Bui, ha detto ma cosa me ne faccio io dei miei figli se mi vengono a trovare 5 minuti e non parlano, i miei nipoti lo stesso, io sono curiosa, lei non è vecchia, anziana, lei vuole vivere. Remo Mosole, che lei conosce, il sindaco, quando ha detto io non sono vecchio, qua è un vecchio, non vedo andare a lavorare la mattina, io ho detto qua è un vecchio, 90 anni, 95. No, ferma, sai cos'è? Adesso sembra una carambata ma non lo è. Oggi compie gli anni Remo e ne fa 91 mi pare. L'ho chiamata, ecco, perché allora, okay. Veramente facciamo gli auguri. L'abbiamo visto in diretta da tra l'altro ieri è successa quella cosa lì, infatti, successo, sì, purtroppo. Ma vatti a Remo Moso e Caseveccio anzianti, sindaco, vatti a io chiamarlo diversamente giovane se vuoi uscire bene da quella porta. Qua è un vecchio, ho detto mi vecchio, non vedo ora andare a lavorare a mattina, ma cosa c'è di dire? Ecco, capisce Bui che noi abbiamo queste persone che vanno supportate. Prego Bui. Capisci che queste persone lo fanno comunque sta cosa qua, però non possono essere lasciate sole dalla politica. E oggi chi è vicino al volontariato, purtroppo, in tempo ordinario, sempre, tutto l'anno, purtroppo, lo dico, sono i sindaci e i comuni. Altre forme istituzionali fanno fatica oggi a dare una struttura e quindi interventi strutturali verso il volontariato. Sono solo, spesso, per la maggior parte del tempo, provvedimenti pro bono e per altri scopi. Oggi che il sindaco Marco, che tantissime altre persone fanno quello, lo fanno per il cuore, ma non possiamo oggi fare dell'intervento personale di beneficenza la struttura la deve creare la politica, la regione oggi e poi anche lo Stato deve dare politiche strutturali sociali.
Se il sociale diventa solo strumentale al consenso, allora capite che devono intervenire Mirella, Marco, Tony, Beppi e tutta questa gente qua che ha il cuore, ma col cuore non si può far solo col cuore, quello c'è già, perché i veneti hanno nel DNA la solidarietà. Allora andiamo a vedere, Bui, cos'è successo il Consorzio Piave. Io ho detto che si dovrebbe chiamare Consorzio Tevere perché ha vinto Fratelli d'Italia, ha sbaragliato tutti. Vediamo cos'è successo, il Tevere è arrivato sul Piave. Andiamo a vedere questa Lega Consorzio Piave e poi sentiamo cosa ne pensa anche Bui, vorrei proprio sentirlo. L'unica forza politica rimasta volutamente fuori e con la regia anche di qualche associazione di categoria è stata la Lega. Probabilmente dobbiamo valutare attentamente se il centrodestra in provincia di Treviso esiste ancora, perché la stessa cosa era già capitata nell'elezione dei rappresentanti dei sindaci all'interno della conferenza dei sindaci, che sono organizzazioni dove i rappresentanti dei sindaci devono esserci tutti dal nostro punto di vista e come è sempre stato. Non sarà una ferita politica facile da ricucire quella riportata dal Carroccio durante le votazioni del nuovo CDA del Consorzio di Bonifica Piave, dove la Lega di fatto è stata messa alla porta con la presidenza affidata a Nicola Fantuzzi, sindaco di San Polo di Piave, esponente di Fratelli d'Italia. Da tempo avevamo messo in campo il suo nome, abbiamo chiesto ovviamente a tutti di poterlo sostenere, non ci sono state accordi tra segreterie assolutamente in questa partita, lui è riuscito a convogliare quanti più sindaci possibili. Mi dispiace ovviamente per gli alleati della Lega, sono rimasti fuori da questa partita, non c'è stato nessun asse. A pesare, dice Borgia, anche il fatto che Fantuzzi lavori nel settore primario e abbia competenze in materia. Ad avercelo però in verità era anche il leghista Giuseppe Romano, sindaco di Vedelago e storica anima del Consorzio, inviso però a buona parte della Coldiretti. Ma questa insomma è solo una battuta d'arresto, insomma niente di più. Una battuta d'arresto per la Lega o per l'alleanza di centrodestra? No, io penso che è stata una battuta d'arresto ovviamente in generale per la coalizione, perché quando non si va uniti è sempre un dispiacere. Consorzio di Bonifica che si occupa di acqua e ne servirà davvero tanta per spegnere il fuoco della polemica. A questo punto noi siamo davvero quelli che saranno i guardiani del buon lavoro del Consorzio di Bonifica e forse per i cittadini questo fa davvero bene, perché la politica quando è tutta coinvolta magari rinuncia un po' a quel ruolo di guardiano che dovrebbe fare, spiegando alle persone che i consorzi di bonifica non sono più quell'ente che si occupa solamente di irrigazione di campi, ma sono tenuta idrogeologica del territorio. Allora, prima di dare parola a Marco Dal Pietra e a Fabio Bui, sentiamo Michela che ha preso la linea. Cosa vuol dire? Ciao Michela cara! Ciao Mirella, ciao carissima, un caro saluto a te e ai tuoi ospiti e ancora grazie a tutte le persone che per il tramite tuo ci portano sostegno e un sollievo. Allora, ho sentito e sono riuscita finalmente a prendere la linea e avrei veramente piacere, anche se il sindaco vuol parlare con me, di dargli tutti i recapiti possibili, perché in realtà poi quando vengo in trasmissione da te, ovviamente quasi sempre in collegamento, non c'è mai una continuazione su quello che mi dicono le persone. Mi hanno chiamato dei consiglieri regionali, facciamo, vediamo, non le promettiamo, ma poi in realtà neanche più una telefonata per dire cambia, più di così non si può fare. E allora io veramente chiedo di poter andare a parlare in regione con la Meloni, con chi cavolo si deve parlare, perché devono toccare con mano cosa vuol dire, non dire lo sappiamo, sì lo sapete, ma in realtà se non tocca a voi non sapete proprio niente. Quindi io ringrazio di tutto quello che si cerca di fare e quando mi dicono un ministro mi ha detto non ci sono le leggi, ma non le devo fare io, mi pare che sono stipendiati per fare quello. Se dovessi fare io le leggi magari sarebbe una cosa diversa. Quando contatto un'associazione di consumatori mi viene detto sì signora guardi stiamo facendo, adesso ci chiami, ci mandi, io mando via anche documenti personali di un certo rilievo e non mi si dice neanche più non si fa niente, almeno ditelo non si fa niente.
Io sono andata ovviamente anche dal mio comune per chiedere aiuto, però siccome poi ti vengono a controllare anche l'aria che respiri, ma tu qui hai speso 100 euro in più, ma benedetti, i miei ragazzi tutti e due sono stati operati ai piedi, hanno bisogno di fare delle visite, hanno il dentista, ti guardano male se anche ogni tanto gli dici devo pagare in nero, perché questo c'è da dire, cioè, bisogna anche aver paura di dire certe cose, ma in realtà non si può fare in maniera diversa, non posso sempre andare a bussare dai miei genitori, quindi capiamoci. Provate voi cosa vuol dire avere una persona ammalata giovane e avere tutto sulle tue spalle. Le mie spalle ovviamente la disabilità, come dice Mirella, che non porta a nulla, perché quando vado a fare la visita vedo 4 decrepiti che non capiscono neanche il problema che è, ti dicono cosa è venuta a far qua? A prendere un caffè, capirai. Quindi io vi prego, fatemi andare a parlare in regione, perché le solite foto con i bambini, col libretto che abbiamo scritto in campagna elettorale va bene, però bisogna fare anche altro e non dire sappiamo che c'è il problema, ma dopo se fa il villaggio di Babbo Natale. Ecco, scusatemi, ma questa è la situazione. No, hai fatto benissimo, Michela, dice... mi fa piacere che sei riuscita a prendere la linea, anche se hai detto con fatica, ma ci sei riuscita, perché sai che abbiamo anche tutti questi ospiti. Allora Michela, facciamo una cosa, siccome devo andare assolutamente in pubblicità, tu rimani che poi sentiamo cosa risponde sia il sindaco della Pietra per quello che può naturalmente e anche Fabio Bui, già presidente della provincia di Padova, ma che sa di cosa stiamo parlando, perché qua bisogna avere dei politici che sanno di cosa si parla. Pubblicità. Siamo con Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Fratelli d'Italia, e siamo con Fabio Bui, già presidente della provincia di Padova, che risponderanno alla nostra Michela Morutto che ha telefonato, che abbiamo fatto vedere le foto per capire che non si può aspettare più di tanto, qui bisogna agire, poche parole e fatti. Ecco, come fate voi, dice qualcuno, anche i miei ospiti, il problema è che per fortuna fate voi perché c'è questa grande famiglia di Sveglia Veneti, di Media Nord-Est, di tutti dico perché veramente la solidarietà è enorme, che mi permette col 5 per 1000, a proposito è arrivato il 27 di dicembre, perciò è già passato Natale, i soldi in saccoccia erano chissà da quanto, forse se ce li danno un po' prima forse riusciamo a aiutare anche meglio queste famiglie, perché io faccio questo, non è che faccio altro. Allora Marco Della Pietra, cosa diciamo sindaco alla nostra Michela Morutto? No, io dico quello che ho detto prima, di fatto adesso anche quello che è stato detto, no? Mi guardano anche i 100 euro, allora lì non mi sento di condannare nessuno, però purtroppo siamo costretti anche a vedere quei 100 euro là e quindi capisco benissimo la frustrazione perché come dicevo prima uno può avere una casa ma come decrepita. Sindaco va bene, ma come rappresentante di un partito politico importante? Ripeto esattamente quello che ho detto prima, io adesso se posso, chiaro che a me io non voglio avere i documenti che ha mandato all'associazione di categoria di consumatori, ma magari se mi permette di avere la lettera che ha scritto a Mirella, il numero di Michela, poi io faccio volentieri da tramite. È chiaro che io non metto neanche le mani avanti, io faccio tutto quello che c'è da fare, ci mancherebbe altro, e non lo faccio per Michela che non so neanche chi sia, voglio dire, quindi non è un favore personale, è corretto, credo che sia giusto, anche perché sennò davvero continueremo sempre a sentire famiglie in difficoltà e non si farà mai nulla. Poi è stata limpida la cosa, cioè anche il fatto di dire guarda, fin qua sono arrivato, non riesco a fare, però almeno dirlo, credo che sia dovuto, cioè a me spiace anche sta ulteriore, no? Un altro fardello, il fatto di rimanere là in attesa, dire e dopo si è anche la tesi, ma cosa fa, sociamo, nociamo, Poi chiudo, e il fatto del vado io ai tavoli, ma dovrebbe essere invitata ai tavoli, no vado io ai tavoli, perché se i tavoli li fanno le persone, come diceva lei, che non hanno la sensibilità, e in questo caso è chiaro che se hai a parte che ormai tutti quanti abbiamo o un parente o un amico o qualcuno di vicino, perché effettivamente la patologia ha assunto numeri assolutamente elevati, ma dico, se non c'è chi ha la sensibilità sulla materia, che adesso è gente che parla di una roba che non sanno cosa sia e la trattano con
enorme distanza, per cui è giusto che ci siano anche i privati, è fondamentale secondo me, ed è un invito che faccio anche ai rappresentanti della regione in questo caso, perché avere qualcuno che la patologia la vive da vicino e sa quelli che sono, al netto che poi ci sono diverse forme anche di Alzheimer, perché ci sono quelle più acute e quelle meno, però al di là di questo avere chi ci vive quotidianamente credo che sia un dovere. Un supporto alla famiglia in generale, perché no, non ha solo sì. bisogno questo povero uomo che sfortunatamente senza colpa sua si è ammalato, qui c'è una famiglia da tenere in piedi, da supportare. Bui, devo correre perché sennò non ce la faccio. Bui, intanto diciamo anche da che parte politica sta il nostro Bui. No, io adesso non faccio più attività, non faccio più attività politica, stiamo lavorando su un gruppo che si chiama Movimento Popolari Veneti, civico in questo momento. Ma più centro-sinistra o centrodestra, Bui? Dai, non sta a girare intorno, Bui, che mi tocca cavaliere col centro-sinistra non abbiamo niente a che fare. Ecco, quindi ve lo dico molto chiaramente. Io ho avuto anche un'esperienza vicino al centro-sinistra, in questo momento proprio un po' anche per i motivi che forse si sono capiti di disaffezione verso la politica parlata e più invece nell'esperienza di amministratore, quella più legata al territorio. Ho tentato con una serie di amici, anche ex amministratori, di mettere su sto gruppetto, un movimento a livello veneto che sono i popolari veneti. Ecco, non si schiera in questo momento con il centro-sinistra. Secondo lei come finirà la storia della Lega, della Liga, di Fratelli d'Italia? Ecco un suo sentore, come finirà? Guarda, Mirella, stavo pensandoci prima quando hai mandato in onda il servizio. Oggi stiamo facendo tutte le strategie di posizionamento dei partiti per le prossime elezioni e non ce n'è uno che parli di come vuole fare e costruire il Veneto del futuro. Come vuole garantire alla signora Michela che il sociale funzioni, come vogliono garantire politiche verso i giovani a monte e non a valle, come vogliono garantire le infrastrutture. Nessuno ne parla. Si parla del terzo mandato, il secondo mandato, il quinto mandato, quanti consiglieri vanno da una parte. Strategie politiche, il Veneto del futuro non lo sta declinando nessuno, né destra né sinistra. Allora Bui, siccome Michela Moruto è ancora in linea, che poi dobbiamo, sennò il centralino viene occupato, cosa dice Michela? Ha sentito Bui? Ma io Mirella, innanzitutto volevo specificare magari a qualcuno che forse è sfuggito che tu hai la mia autorizzazione a pubblicare le foto che ti mando, quelle che avete in repertorio, non c'è nessunissimo problema, io ho piena fiducia. E volevo dire che parlo di Michela Moruto, di Paolo, Mattia e Andrea, però mi sento la portavoce di tantissime altre persone che mi dicono: tu hai coraggio. Non è una questione di coraggio, per carità, io sono qua non solo per la nostra famiglia, perché le cose devono cambiare per tutti, perlomeno soprattutto per questa malattia ancora molto bisfrattata, e non sentirci familiari di serie B come spesso succede, perché in Italia ci sono tantissimi casi, quindi metterci la faccia, andare in TV non è che a me porta niente, anzi è anche forse un po' fastidioso magari mettere le foto e continuare a essere in prima fila perché è faticoso. Però se si sta fermi ad aspettare le calende greche, buonanotte. Allora io ringrazio, aiutatemi per quel che è possibile, fatemi parlare, io vengo, parlo, mi prendo un giorno di permesso, non importa, ma vengo, ma parliamone con chi sa, non con chi è il portavoce del portavoce del portavoce, perché non si arriva a nulla. Grazie veramente di cuore. Michela, un grande abbraccio a te, a Paolo e ai tuoi meravigliosi ragazzi, veramente sai che io ci sono, noi ci saremo sempre, hai bisogno, noi ci saremo, perché in attesa che arrivino risposte bisogna supportare economicamente e moralmente, più economicamente che anche moralmente, perché lei oltretutto è anche una guerriera. Allora, cosa vuole dire il sindaco della Pietra
soprattutto adesso cambiamo anche pagina su questo purtroppo centrodestra bollente, andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo. Presidente, qui si parla di futuro, di progetti futuri, continuerà a occuparsene lei? Di cosa? Della regione, della sua economia, anche di questo settore? Mi sfamerò. Una battuta fulminea, ma rivelatrice, quella che Luca Zaia fa a margine della presentazione di Vicenza Oro e che segue a quell'espressione sfameremo Zaia usata dal capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, che tanti mal di pancia interni ha creato a meno di 24 ore dal Consiglio federale che ha segnato l'asse tra Salvini e il governatore del Veneto, e quest'ultimo a rompere il silenzio del post riunione. È stato un incontro assolutamente tranquillo e più che intesa, c'è una comunanza di visioni rispetto a quello che dovrebbe essere il futuro di questa regione. Il segretario, ma unanimemente tutto il Consiglio federale, ha deciso che si vada avanti verso la direzione di discutere all'interno della maggioranza per avere la candidatura in Veneto. Insomma, la linea è tracciata, il doppio nodo su terzo mandato e presidenza alla Lega a questo punto dovrà essere sciolto dai leader. Noi oggi confermiamo che il segretario Salvini parlerà con la Meloni, io non ho altro da aggiungere. Quanto a eventuali ripercussioni di uno strappo in Veneto sull'alleanza di governo, Zaia da Vicenza frena. Ho l'impressione che noi mettiamo sempre troppo il carro davanti ai buoi, disegniamo anche degli scenari che poi magari non sono neanche reali. Concretamente noi partiamo da un punto di partenza, una buona amministrazione che ha governato per 14 anni in questa regione, e penso che non sia imprescindibile la volontà dei veneti. La Lega prova a vendere cara la pelle, dice l'azzurro Flavio Tosi, via Repubblica. Zaia non ha chance. Il concetto, se non ci sarà un candidato presidente di Fratelli d'Italia, ci sarò io, fa intendere senza tanti giri di parole, ma lo scontro è strisciante. Questo è il post del coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo, con su scritto il famelico De Carlo, sullo sfondo l'articolo del Foglio dove si attribuisce al leghista Mario Conte una descrizione impietosa degli alleati definiti come famelici, impreparati, perdenti, ma il partito della Premier nelle dichiarazioni ufficiali resta cautissimo. Penso che faccia parte anche del gioco delle parti in questo momento mostrare un po' i muscoli, nessuno vuole mettere in dubbio lo straordinario consenso che Luca Zaia ha saputo costruire attorno a sé. Allo stesso tempo penso che un partito come Fratelli d'Italia, che abbia tutto il diritto sacrosanto di poter sedersi al tavolo, esprimendo una classe dirigente assolutamente all'altezza per raccogliere la sfida del dopo Zaia. Allora, Marco Della Pietra, sia il Consorzio Piave che questo servizio con questa parola famelici, prego. Allora, io parlerò prima da sindaco e poi da responsabile regionale degli enti locali di Fratelli d'Italia, perché è giusto anche, sebbene sia un'unica persona, differenziare le cose. In ordine al consorzio di bonifica io non entro nei termini della politica, perché comunque anche vedere che c'è chi fa il martire quando in realtà avrebbe voluto fare altri giochi, francamente non ho neanche voglia di commentare. Detto ciò, al consorzio di bonifica cosa è successo? È successo che ci siamo trovati tra sindaci proprio perché era l'assemblea dei sindaci e c'era da eleggere il presidente dell'assemblea dei sindaci, i 3 partecipanti e il presidente della consulta dei sindaci. Abbiamo dialogato tra sindaci di varie ideologie politiche, tranne fatalità con quelli della Lega, che avevano proposto un presidente civico e 3 rappresentanti della Lega in assemblea. Noi parlando con Breda di Piave, Giavera, San Polo, Spresiano, Istrana, Silea, la signora di Silea, Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Azzellini, quindi Forza Italia, cioè abbiamo parlato tra di noi, è stato un ragionamento condiviso tra sindaci, è stata fatta una proposta che prevedeva, sì, vero, il presidente di Fratelli d'Italia, ma non perché era Fratelli d'Italia, poteva essere anche un altro, quindi il presidente, fatalità, è iscritto, ma non è stato il partito a imporre il presidente, e 3 esponenti civici invece a supporto. Sindaco di Riese, la Basso, che è di centrosinistra, perché è evidente, la Moro di Monastier, che è di centrosinistra, e
Farra di Soligo, Mattia Perencin, che invece è di centrodestra, per cui si è trovato anche un equilibrio, una rappresentanza territoriale che Monastiers da una parte, Rieses da un'altra parte, San Poios da un'altra parte e Farra, voglio dire, quindi non è che abbiamo trovato tutti, quindi c'è stata una condivisione, ma proprio perché è importante questo consiglio, no? È molto importante perché il consorzio di bonifica, ragazzi, in questo periodo l'ha detto giusto prima Coin, ma non serviva neanche che ce lo dicesse perché lo sappiamo, quindi si è trovata la quadra e ancora ci devono essere degli strascichi, cioè abbiamo parlato noi amministratori, abbiamo parlato tra di noi e abbiamo condiviso, ma meglio di così, ma quando mai capita? Io ho fatto un post su Facebook appena è successo e ho scritto stamattina le elezioni per le nomine del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dei 3 membri, sindaci di diverse aree politiche e sindaci civici hanno fatto una scelta importante di valore e unione, oltre che di amore per il territorio, superando ideologie e preconcetti e dimostrando ancora una volta che insieme si può fare la differenza. Ma viva Dio, è quello che ci chiedono i cittadini, È quello che ci chiedono i cittadini, di lavorare per il territorio. Di lavorare assieme. Qui basta, cioè, quindi io direi appianiamo, qua non mettiamola sul politico, perché sul politico ci facciamo male e non ha senso. Via. Adesso invece assumo il ruolo di... Fermo. Perché c'è Nadia da Treviso, perché sennò con Michele avevamo bloccato il centralino. Vai Nadia. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io volevo parlare di invalidità. Allora, ho chiesto l'invalidità per mio marito con demenza e le hanno dato praticamente dal 76 al 99% di invalidità. Soldi, contributi zero. L'unica cosa che mi hanno dato il tesserino per i posteggi e un'esenzione sui medicinali. Io ho chiesto l'invalidità perché sono stata operata di un tumore al seno, 80% niente. E la legge 104 le hanno dato a mio figlio. Me l'hanno data anche a me la legge 104, però io, essendo mio figlio l'unico operaio, non può richiedere per una persona solo. Come facciamo? Io ho bisogno tutte le settimane, 3 giorni alla settimana, di andare in ospedale per visite e per terapie. Non so, con questa legge. Dopo oggi, stamattina mi leggo sul telefonino, svariati milioni che hanno venduto medicinali della farmacia dell'ospedale, 6 indagati e hanno venduto i medicinali anche in Russia. E allora, io ieri ho speso 48 euro di ticket in farmacia. Non so dove andiamo. Manca tutto e tutti mangiano più che possono. Grazie, arrivederci e buona giornata. Hai finito molto bene, grazie Nadia, un abbraccio, continua, mi raccomando Nadia, sai che ti siamo vicino, anche Nadia è una guerriera numero 1 nonostante questa grave patologia poveretta che si è trovata a combattere dopo avere anche il problema del marito, avete sentito, ma soldi qua in Italia zero. Prego, sindaco, continuiamo, poi andiamo da Bui perché dobbiamo correre. Allora, terminiamo intanto il discorso di prima e dopo bene. Nadia. Ok, allora adesso ripeto, sono il rappresentante degli enti locali regionali di Fratelli d'Italia, quindi io rappresento gli eletti, rappresento anche comunque i militanti, parto da ultimo da quanto è stato dichiarato dal sindaco di Treviso che ci ha definiti famelici, impreparati e perdenti, stante quello che scrive il Foglio. Chiaramente da responsabile degli enti ho scritto al sindaco di Treviso che secondo me abbiamo scritto io e Christopher De Zotti che è il sindaco di Jesolo e che è vicepresidente di ANCI. E perché dico vicepresidente di ANCI? Perché il sindaco di Treviso è anche presidente di ANCI Veneto, quindi
mi parevano oltremodo gravi, già di per sé stesse sono gravi queste parole, queste affermazioni, ma dette da un presidente ANCI che dovrebbe essere super partes a iscritti ANCI come sono io e come il sindaco di Jesolo, che tra l'altro insomma, hanno anche stravinto contro la Lega, voglio dire, nelle amministrative, per cui già lì il perdenti magari era fuori luogo. Abbiamo scritto dicendo che insomma, non ci pareva corretto e che volevamo una smentita. Di fatto ci siamo sentiti sia al telefono sia poi per le vie scritte e il sindaco di Treviso ha detto che non aveva mai detto certe cose, ha scritto al giornalista dicendo di smentire. A oggi non credo sia ancora stata fatta una smentita ufficiale, ma mi auguro che arrivi presto, perché credo che insomma si sia oltrepassato, qualora fosse vero, ma se no è grave, insomma, ma anche da parte dei giornalisti si è oltrepassato una linea che insomma era meglio tenere bassa. Detto ciò, diciamo io non credo... dei giornalisti in generale, no, fermi, di quel giornalista, no, assolutamente, del Foglio, no, ma stiamo, è chiaro, sto parlando esatto. No, ma ci mancherebbe altro. No, parallelamente dico che quoto quanto ha detto Fabio prima, cioè ragazzi, adesso noi abbiamo sempre detto ci sarà un tavolo, che poi non vuol dire che perché il tavolo è a Roma, l'ho detto ieri sera, ero seduto lì, un tavolo a Roma, allora decidono quelli di Roma, no, però le istanze partono dai territori, arrivano lì, i leader si trovano lì, e viva Dio, se parleranno loro, però non vuol dire che non viene tenuto a conto quello che vuole il territorio. Dico che tra alleati ci si siede su un tavolo, si sceglie il candidato migliore e poi si va. Basta adesso dire ma sarà questo, sarà quello, sarà... Noi non l'abbiamo mai fatto. Sarà quello, sarà... No, vogliamo noi, se no non giochiamo più e mi porto via il Bayonne. No, basta. Parliamo di contenuti, parliamo di programmi, che è ora. E pensiamo rispondere alla Nadia, alla Michela e pensiamo chiaramente a un centrodestra assolutamente unito, perché nessuno vuole il centrodestra diviso, anche perché quando siamo andati divisi, ragazzi, abbiamo perso, e ci sono degli esempi eclatanti che ci dicono così, per cui io direi che è ora di abbassare i toni, di sedersi a un tavolo e parlare di programmi, perché io ricordo, e chiedo scusa, che giustamente, umanamente il movimento, diciamo, della Lega dice dopo gli anni di Zaia, che nessuno discute come abbia governato Zaia, ma dico, è normale che uno dice, dopo 15 anni vogliamo metterlo noi, no, il presidente. È anche vero che nel 2010 Forza Italia avrebbe avuto lo stesso diritto, aveva Galan, allora dice, abbiamo governato con Galan, vogliamo mettere noi, e erano anche il partito con più voti, tra l'altro Forza Italia. Invece cosa hanno detto? Sono seduti a un tavolo, hanno deciso e hanno optato per Zaia. Quindi voglio dire, è la storia anche che ci insegna che ci si trova a un tavolo. Poi si deciderà che il sindaco, che il presidente di regione dovrà essere o sarà un esponente della Lega. Ebbene, tutta la coalizione andrà a supporto. Però parlare adesso e dire no, o nostro o da soli, insomma, basta, dai, adesso caliamo i toni e parliamo da coalizione, che è giusto. E a Nadia cosa diciamo, sindaco? E a Nadia si dice che, guarda, Nadia ha detto una cosa... Allora, ieri ero in comune e ho incontrato due cittadini, uno che ha avuto una serie di problematiche e un'altra cittadina che fatalità operata di tumore e ha subito anche un furto, quindi per dirvi, no, proprio sì, cioè, guarda, è stata struggente. Entrambi con delle invalidità importanti che però si vedono riconosciute zero. Allora io dico, ma che senso ha, perdonatemi, che senso ha dare una percentuale di invalidità nel momento in cui da 0 a 70 vale come se fosse 0? Cioè dico, a un certo punto è anche poco dignitoso. Cioè sì, hai diritto o non hai diritto. Dopo, perché veramente gente con l'80% di invalidità che si va bene al cartellino, ma cosa se ne fa del cartellino? Cioè Allora sentiamo, grazie al sindaco della Pieta, sentiamo Bui come ci saluta e cosa vuole dire a Nadia e alle persone che la stanno ascoltando. Vi saluto molto tranquillamente con questo concetto. La politica, cioè la gente non andrà più a votare finché la politica non parlerà di bisogni dei cittadini, ma si limiterà a parlare di quanto percentuale di consenso raggiungere per i propri partiti. Ci sono
troppi pochi sindaci e pochi amministratori nelle istituzioni superiori. Quando Marco fa quel discorso e si divide tra amministratore e nella seconda parte come esponente della politica, nella prima parte dà già il contenuto di quello che è un asse programmatico per la regione. Invece noi oggi non stiamo più parlando da amministratori, ma solo che da rappresentanti di un partito che deve raggiungere un certo consenso. Basta con questa politica, perché altrimenti l'unico partito che crescerà in consenso è quello dell'astensionismo. Vi rendete conto che mentre la politica litiga sempre, chi cresce non sono i partiti ma cresce l'astensionismo? Facciamoci una domanda su questo, qualcuno direbbe interroghiamoci su questo e poi traiamo le conclusioni. E io la domanda è stata fatta, la risposta è Sveglia Veneti, non a caso sta trasmissione si chiama Sveglia Veneti. Mirella, le trasmissioni e le persone come te sono quelle che oggi possono dare risposta tenendo i riflettori accesi a Michela come a tantissime altre persone. E guarda, mi ha veramente commosso quando Michela dice ma con chi devo parlare, che ogni volta mi dicono che mancano le leggi. Le leggi, l'unica cosa che non manca in Italia sono le leggi. Leggi ne abbiamo anche troppo, è l'applicazione di queste leggi. O quella Norina che è venuta a salutare di 90 anni con la corriera per cercare ascolto che non lo trova da nessuna parte. Allora io mi domando, ma vogliamo svegliarci o no? A questo punto saluto tantissimo il già presidente della provincia di Padova Fabio Bui, grazie Bui di essere qui, grazie, mentre Mirella, Marco Della Pietra rimane con noi, sindaco di Spregiano, Fratelli d'Italia, perché dobbiamo vedere dei servizi importanti che non abbiamo fatto in tempo a seguire perché purtroppo c'era Michela che aveva il diritto di parlare. Grazie, grazie, pubblicità. Presento altri due graditissimi ospiti, abbiamo Diego Ponzin, oculista, presidente Fondazione Banca degli Occhi. Grazie dottor Ponzin di essere qui, passato un po' di tempo ma la vedo sempre in forma, scrittore anche, poi ne parleremo, e ringrazio anche la Foggia il professor Attilio Fratta, presidente dirigenti scuola. Buongiorno professor Fratta e grazie di essere qui anche lei, perché anche di scuola vogliamo parlare, perché con la scuola si cresce, si impara, si educa, si fa di tutto con la scuola, però questi insegnanti purtroppo sono con le spalle al muro, non si capisce bene cosa sta succedendo. Grazie anche a lei professor Fratta di essere qui. Allora io inizierei proprio da lei professor Fratta, ecco, dirigenti scuola, come siamo messi? Perché qui non si riesce più a capire niente, ragazzi che hanno in pugno la situazione, ecco, questi insegnanti che hanno paura di parlare, di dire qualcosa, perché ci sono questi genitori che arrivano dentro la scuola, a mio avviso dovrebbe anche essere chiusa una scuola. Una volta non si entrava a scuola, con i bidei che fermava dalla parola in dialetto, ma tanto Fratta capisse. Allora Fratta, cosa ci dice? Cosa intende fare? Lei sorride, ma è vero, una volta il bidello ferma. Fermi tutti, prego professor Fratta. Lei apre sempre con problemi piuttosto grossi. Vabbè, questo è l'ultimo dei problemi in questo momento. È chiaro che ecco, se così qualche giorno fa io ho chiesto al ministro che dobbiamo mettere mano alla revisione degli organi collegiali. Qui c'è una, diciamo, sono passati 50 anni, l'idea di partecipazione evidentemente è stata molto confusa, no? Qui per ogni minima cosa uno fa ricorsi anche al giudice se al figlio hanno messo 6 anziché 7. I genitori evidentemente non hanno capito qual era il loro ruolo e quindi si arriva addirittura alle aggressioni. E cosa bisogna fare? Come si dice, una volta che si radicano certi comportamenti bisogna trovare il modo di rimuoverli. I modi ci sono, chiaro, io faccio il dirigente sindacale, però ho fatto il dirigente scolastico per molti anni. Questi problemi
cioè non li ho mai avuti, nel senso che i genitori a scuola, come dice lei, non c'entravano, c'era un orario d'ufficio, eccetera. Qui però aspettano i genitori, aspettano i docenti all'ingresso. I docenti hanno paura di parlare, per forza chi li difende, chi li tutela, cioè è un mestiere che è diventato veramente una cosa complicata. Se non si siede, diciamo, intorno a un tavolo e si trovano soluzioni, e io dico in questi casi anche drastiche, perché quando ci sono radicamenti di comportamenti di questo genere bisogna agire senza peli sulla lingua, ecco, questo è il discorso. Ci sono le soluzioni, bisogna metterle in atto, bisogna anche educare i genitori. Professor Fratta, ma non è che le sedie sono consumate a furia di sedersi attorno a un tavolo, però alla fine non si riesce mai a capire cosa sfornano queste commissioni? Perché io ogni volta che invito questi consiglieri regionali, ma anche i senatori, gli onorevoli, sono sempre in commissione. Allora io vorrei che ci fosse un po' di trasparenza. Cosa è stato deciso in quella commissione? Cosa è stato fatto oggi? Perché ci sentiamo anche un po' presi in giro, perché tavoli di concertazioni, stati generali, commissioni, ne sentiamo tutti i giorni. Il problema è che vorremmo capire chi si siede attorno a questi tavoli, cosa viene discusso all'ordine del giorno, cosa viene deciso di fare, invece zero assoluto. Allora capisce bene che la scuola non può andare avanti, continuare così. Una scuola che i ragazzi chiedono anche più innovativa, ci sono delle materie che veramente dovrebbero essere riviste, ma soprattutto inserire con delle materie, ad esempio il volontariato sull'educazione civica. Questi ragazzi, non abbiamo volontari giovani, io non so da voi a Foggia, ma qui nel Veneto non abbiamo volontari giovani. Nelle scuole si fa fatica a entrare, non sempre si trovano dirigenti disponibili, mettono davanti la burocrazia, i costi, le assicurazioni. Prego, professor Fratta. E guarda, lei apre sempre 50 capitoli contemporaneamente. I presidi che non sono disponibili, non è che i presidi non sono disponibili, la burocrazia, io non so da dove prenderle. Allora, vado con un concetto generale. L'uomo è un prodotto di cultura, ormai è chiaro e lo sanno anche le pietre. Non c'è il DNA, c'è, però non lo formiamo. Per cui quello che abbiamo è il risultato di quello che abbiamo fatto, chiaro, di quello che ha fatto la scuola, di quello che ha fatto o non ha fatto la scuola, idem di quello che ha fatto o non ha fatto la famiglia, idem di quello che ha fatto e non ha fatto la società, visto che sono le 3 agenzie formative. Per cui quando si radicano, ripeto, il concetto di prima, certo non è tanto sedersi intorno al tavolo tanto per fare chiacchiere. Bisogna trovare soluzioni e avere il coraggio, dico il coraggio, chiaro, di poi metterli in atto, perché quando io le chiamo rendite di posizione, quando si radicano certe cose che alle persone convengono, poi andarli a cambiare non è facile. Cioè, chi è abituato a lavorare in un certo modo a non lavorare, quando gli dici che deve lavorare non lo può dire. Volontariato, anche il volontariato, visto che il tema dice voi a Foggia che succede, il volontariato anche lì, e tutto dipende dalla formazione che abbiamo dato. Se noi abbiamo educato le persone, uomini, cittadini eccetera, ad essere disponibili verso il prossimo, ad aiutare il prossimo eccetera eccetera, sono valori che abbiamo inculcato. Se li abbiamo inculcati c'è il volontariato e c'è anche altro. Se questi valori non ci sono, è chiaro? Se c'è quello che nella polemica di questi giorni sui nuovi orientamenti, ordinamenti, la crisi di identità, i ragazzi oggi non hanno identità. Perché? E perché i valori che abbiamo insegnato, quali sono? Li abbiamo insegnati o li abbiamo insegnati? Li abbiamo lasciati con lo smartphone 4-5 ore al giorno? O li abbiamo educati, seguiti, eccetera, eccetera. Allora, professor Fratta, andiamo a vedere anche questo servizio. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno e anche ho tanti ospiti. Questo ministro Valditara, nuova scuola Valditara. Andiamo a sentire. Vuole sentire me con nuova scuola? Il servizio, professore.
Bene. Far imparare a memoria le poesie come una volta, il latino opzionale alle medie, la storia concentrata sui popoli italici e l'Occidente e lo studio, in qualche forma da definire, della Bibbia. Stanno facendo discutere le idee sulle nuove indicazioni nazionali per le scuole previste per il 2026 e diffuse in un'intervista dal ministro dell'istruzione Valditara. Penso che il latino alle medie sia un po' sbagliato come idea e che come abilità siano più giuste da insegnare alle superiori, perché bisogna essere anche un po' più maturi. Penso che il latino possa andare anche bene dal punto di vista pratico, studiano talmente poco che con l'appiattimento dell'istruzione tutti vengono promossi, non c'è più la selezione, credo che sia una scuola che non abbia destino. Penso che forse il latino alle medie sia ancora prematuro, secondo me, così come lo studio solo della cultura occidentale. La Bibbia a scuola è bene che la parte, come dire, storica della Bibbia la conoscano, la parte di nozioni, perché poi quando vanno un po' più avanti ogni tanto ti trovi a dover spiegare delle cose che almeno alla generazione mia erano così scontate, conosciute. Studiare la Bibbia potrebbe essere giusto, ma bisogna dare spazio alle altre materie soprattutto. E quindi magari è più giusto fare più materie umanistiche al posto della Bibbia. Deve essere una cosa facoltativa, siamo uno stato laico, quindi ognuno deve scegliere che cosa vuole studiare. Noi siamo il risultato di tante culture e soprattutto di tante storie. E quindi non sono d'accordo sulla cultura orientata soltanto verso l'Occidente, assolutamente no. Per me non ha senso, perché in realtà l'istruzione è basilare per i poveri ragazzi, quindi levargli proprio la base, soprattutto la geografia e tutto il resto no. Sì all'allenamento della memoria, no a un insegnamento che poco si adatta ai bisogni educativi dei ragazzi di oggi. Una scuola che guarda avanti, oltre i confini e non indietro, l'idea e l'auspicio di professori dell'Associazione Nazionale dei Presidi. La centralità dell'Europa può esserci, perché alla fin fine noi facciamo i conti sempre con la storia europea. Basterebbe non fosse spiegata in termini troppo, diciamo, italocentrici. Una riforma andrebbe collegata ad una visione strategica di come pensiamo sarà il mondo fra 20-30 anni, cosa che io non vedo. Cioè serve un'idea di futuro possibile per dire vediamo di dotare i cittadini del futuro degli strumenti culturali ma coerenti con il mondo in cui presumibilmente si troveranno immersi. La scuola, secondo me, avrebbe un compito, quello di educare alla curiosità nei confronti degli altri. Ma si può essere curiosi degli altri anche, soprattutto, sapendo cosa si è. Allora abbiamo Stefano da Mantova in linea, poi andiamo dal professor Fratta. Vai Stefano. Allora intanto buongiorno Mirella. Buongiorno. Quello che dico io è una cosa solo. Secondo me come studieranno i promessi sposi è giusto che ci sia anche la Bibbia, perché la fa parte della nostra cultura. Anche se io sono credente ma poco praticante, però i promessi sposi li ho letti volentieri quando andavo a scuola. Quindi si può leggere benissimo anche la Bibbia andando a scuola. Non è che sia una cosa così drammatica, leggiamo anche la Bibbia. Per quanto riguarda il discorso dei soldi, secondo me se questo Stato nei prossimi anni investirà sulle persone avrà un futuro. Le persone devono essere al centro, non la macchina elettrica, le persone, perché la persona è una macchina perfetta che ha bisogno di un sacco manutenzione, assistenza e tutto. Si creeranno un sacco di posti di lavoro e i nostri politici devono tirar fuori tutti i soldi che hanno imboscato. Mirella, ti ringrazio per lo spazio che mi dai e una cosa mi viene in mente. Quando eri sotto Natale mi ricordo che avevi detto che non ti avevano dato neanche un panettone. Secondo me il Veneto, che ha un sacco di industrie dolciarie, dovevano dartene un camion di panettoni.
Non è arrivato Stefano il cambio, grazie al sindaco e a questo Mirko Visentin con questo panificio con la moglie. Me ne sono arrivati 120 su un colpo solo perché aveva sentito il mio grido di aiuto, a parte che li avevo anche comperati perché non può essere che nel Natale senza panettone al banco solidale, ma ce la facciamo lo stesso. Ricordati Stefano, io dico sempre che il politico passa, i banchi solidali rimarranno e anche i volontari, perciò è solo come basta sedersi sul fiume e aspettare che il nemico passi e noi siamo seduti. Grazie Stefano, saluto anche Mantova, mi fa molto piacere, grazie. Allora andiamo anche, adesso sentiamo prima il professor Fratta cosa ne pensa del servizio che abbiamo sentito e poi andiamo da Diego Ponzin, il presidente Fondazione Banca degli Occhi. Professor Fratta. Ottima metafora, investire sulle persone, anziché sulle macchine elettriche. Quelli sono un prodotto che poi le persone devono fare, devono raggiungere. Niente, siamo sempre lì, i problemi giriamo, diciamo, sul servizio di Val di Tara. Adesso il problema non è tanto, è chiaro, la Bibbia o non Bibbia, tutto ciò che fa cultura va bene. Io personalmente ho apprezzato molto, anche per motivi familiari, avendo figli che si interessano solo di musica, l'importanza invece dell'introduzione della musica. Noi siamo l'unico paese, attenzione, al mondo. In Giappone fanno propedeutico musicale i ragazzini a 4-5 anni. Noi non abbiamo ancora recepito bene che chi studia musica, al di là degli risvolti professionali che possono esserci o meno, cioè non è detto che uno farà il musicista, ma chi studia musica ha una marcia in più. Non voglio scomodare Gardner sulle intelligenze multiple, però l'influenza che ha lo studio della musica sulla memoria, sulla velocizzazione, sul carattere, perché lì devi riuscire ad arrivare alla perfezione. Secondo me io la metterei prima di qualsiasi altra attività o disciplina che sia. Coloro che hanno parlato molto in questi giorni sull'intervista di Val di Tara, io dico che avrebbero fatto bene prima a leggere il testo. Mi sono permesso di dire anche al Ministro che avrebbe fatto bene anche lui prima di fondere il testo e poi a fare commenti. L'altra cosa che invece mi interessa, e questo l'ho accennato al Ministro, ecco, io mi auguro che lui l'abbia fatto così per errore. Lui ha parlato di, dividiamo la geostoria in geografia e storia, non è questo che mi interessa, è che lui ha parlato di storia come narrazione. La storia è ricostruzione, non narrazione. Grazie professore, adesso andiamo dal dottor Diego Ponzin, presidente Fondazione Banca degli Occhi, una fondazione importantissima, soprattutto con dei valori importanti. Allora, dottor Ponzin, cosa ci dice? Com'è la situazione? La cultura è la base, non c'è niente da fare, bisogna capire che senza cultura non si va da nessuna parte, bisogna iniziare da piccoli, ad avere anche questa conoscenza, perché il bambino chiede perché. Siamo noi che dobbiamo crescere questa piantina anche con la cultura, con le donazioni, ad esempio, parlare di donazione, il rispetto, i valori. Prego, dottor Ponzin. Sì, intanto buongiorno a tutti. Forse vorrei partire facendo un breve commento sulla discussione che c'è stata prima, che ritengo molto importante. E in questo particolare momento storico forse assimilerei alcuni problemi che hanno i docenti ai problemi che ha la classe medica, perché e in particolare ovviamente mi riferisco ai docenti che lavorano nella scuola pubblica e alla classe medica che lavora negli ospedali pubblici. Hanno un problema, hanno dei problemi comuni in questo particolare momento storico. Da una parte abbiamo dei professionisti, docenti e medici che per la prima volta, direi, nella storia e con queste modalità hanno paura di fare il loro lavoro, o rischiano di aver paura di fare il loro lavoro perché per una serie di ragioni, alcune profonde, arrivano a essere delegittimati e a subire addirittura delle minacce fisiche o delle aggressioni verbali. Scusi un attimo, chiedo se si può alzare il volume perché la sentiamo poco.
c'è un rumore di sottofondo un po' fastidioso. Prego, dottor Ponzini. Sono a un meeting e quindi... Ah, ecco perché è un meeting, si sentono le voci in distanza. Prego, dottor Ponzini. Non sono riuscito, forse adesso andrà meglio. Ecco. Quindi non so se si è capito finora. Sì, abbiamo capito. Il secondo aspetto che vorrei sottolineare è questa delegittimazione che è stranissima e non avviene per esempio nelle professioni ad alto contenuto tecnologico. Cioè, mi spiego, in questo momento gli utenti di insegnanti e di medici, e per esempio gli utenti sono famiglie e studenti, si sentono autorizzati a mettersi al posto degli insegnanti e qualche volta anche dei medici e spiegare come devono fare il loro lavoro. È chiaro che nessuno di noi si sognerebbe di andare dal pilota dell'aereo e a dire fatti da parte che adesso decido io come atterriamo. E quindi credo che qua ci sia un malinteso importante che va risolto, perché se abbiamo dei professionisti di valore che cominciano ad essere demotivati per questo tipo di ragioni, io credo che il primo ente che deve intervenire è il datore di lavoro, perché è il datore di lavoro, quindi lo Stato, che deve riprendere in mano, ma dal punto di vista proprio direi culturale, il sostegno e la difesa di queste sue categorie di soggetti che sono fondamentali per la crescita, lo sviluppo della persona e per la nostra salute. Dottore Ponzini, fermo un secondo perché abbiamo Giusy in linea. Vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere al professor Fratta, senta professore, una signora mi dice che il nipote a scuola c'è un suo compagno che ha il coltello in tasca, il coltellino. Non si può fare qualcosa, professore, magari un addetto di far svuotare le tasche al mattino, a parte che dopo c'è lo zaino, bisogna perdere un sacco di tempo perché lo nascondono anche nello zaino, ma non si può fare qualcosa, professore, invece che questi bambini di 15 anni girano col coltello e dopo vedi per le strade che litigano e si feriscono e fanno tutte queste cose qua. Non si può fare qualcosa, professore? La ringrazio. E poi vanno all'ospedale, al pronto soccorso e aggrediscono gli infermieri e i medici. Professor Fratta, veloce, cosa rispondiamo? Che la perquisizione la devono fare i genitori a casa? Non possiamo entrare noi negli zaini e nelle tasche dei ragazzi. Il ragazzo esce da casa col coltello. Quindi cominciassero a fare un po' i genitori. Il docente è chiaro che se ne accorge, che devo dire, a Scampia un collega aprì un cassetto un giorno e mi fece vedere una marea di coltelli, coltellini, addirittura pistole, eccetera. E io dissi, Madonna, e lui mi fa, no, attenzione, questi sono solo quelli che abbiamo sequestrato stamattina. La scuola può fare la sua parte, però ripeto, il ragazzo esce da casa prima e va a scuola. Sentiamo il sindaco di Spregiano cosa dice. Sindaco, anche voi siete in prima linea con questi ragazzi perché voi dovete chiamare i genitori. Com'è la situazione? Ma la situazione è quella che è appena stata descritta, effettivamente c'è un contrappasso tra quello che dovrebbe essere e quello che è. Io sono d'accordo col professor Fratta quando dice che bisogna controllare a casa. Mi piacerebbe che ci fosse un eventuale controllo anche dopo e che non fossero vessati in continuazione anche loro. Io ricordo che in una scuola superiore, di cui non faccio il nome qui a Treviso, parlando con il dirigente scolastico, mi diceva: guarda, noi abbiamo un ufficio legale per far fronte a tutte le cause che ci fanno i genitori. Cioè, è veramente assurdo che si possa arrivare a questa cosa qua. Noi siamo di fatto siamo il pungible un po' di tutti, perché il sindaco sente le lamentele da una parte e dall'altra, no? e cerca di sistemare le cose, però è vero, fin tanto che non c'è anche qui un cambio, dove vuoi andare? Io insomma, ho avuto la fortuna di studiare in un'epoca in cui ancora, diciamo, vigeva un rispetto
insito in ognuno di noi per le istituzioni, e la scuola e l'insegnante, viva Dio, era una delle istituzioni principali. Adesso manca anche proprio il rispetto, ma manca rispetto anche nei confronti del sindaco. Io vi dico, negli anni 90 mai nessuno si sarebbe così relazionato ad un sindaco nella maniera in cui ci si relaziona oggi, no? C'è proprio una forma di rispetto, ecco, che dovrebbe essere reintrodotta sicuramente a casa, una parte secondo me anche nella scuola e in chi lavora alla scuola. L'esempio del bidello che facevi tu prima è abbastanza lampante, nel senso che un tempo il bidello era il bidello, no? Adesso sì, sia l'alunno sia lo studente non dà importanza al ruolo, sia magari chi ce l'ha tende, ecco, a far valere più i diritti che i doveri. Io questo lo dico, ma non generalizzo. C'è chi fa anche queste cose qua. Abbiamo anche i ruoli, dobbiamo assolutamente dire la verità, sì, assolutamente sì. Quella. Dottor Ponzin, una cosa importante anche da capire, Fondazione Banca degli Occhi, eppure queste donazioni, io ho avuto questi ragazzi dell'Istituto Sansovino, ma anche del Riccati, ne ho avuto tanti, e loro sarebbero anche curiosi, però non conoscono abbastanza, così mi si dice. Ecco, la donazione non è così conosciuta, a casa non se ne parla proprio, dicono pochissimi, solo se la famiglia è donatore o donatrice, o i genitori o i nonni, se ne parla, ma se no zero assoluto. Non si dovrebbe intervenire un po' di più? Perché io sono convinta che questi ragazzi sono anche curiosi, avrebbero voglia anche di capire. Cosa dice, dottor Ponzin? Sì, confermo, i ragazzi sono curiosi e non sono privi di valori. Noi abbiamo fatto delle iniziative, naturalmente abbiamo, diciamo, energie limitate, però facciamo iniziative con le scuole. L'ultima l'abbiamo fatta il 19 di dicembre, in cui abbiamo chiamato degli studenti e abbiamo, diciamo, cercato di usare dei linguaggi diciamo semplici, accessibili, per parlare anche dei temi della donazione, quindi temi legati al sociale, temi legati alla generosità, temi legati allo stare insieme. Io penso che con le giovani generazioni il tema non sia la mancanza di valori, il tema sia quello del linguaggio. Noi dobbiamo trovare il modo di intercettare l'interesse dei giovani che oggi, per ragioni, diciamo, oggettive, usano linguaggi e strumenti con i quali noi non abbiamo dimestichezza, e il loro linguaggio è cambiato. Quindi lo sforzo deve essere nostro, quello di interpretare questi linguaggi e di trovare dei canali di comunicazione. Forse, dottor Ponzin, dobbiamo emozionarli di più, ecco, dobbiamo emozionarli, intrigarli, renderli più protagonisti, non devono sempre essere loro ad ascoltare, forse delle volte dobbiamo essere noi ad ascoltare quello che loro ci vogliono dire. Si sono chiusi proprio a riccio, questa noce con un guscio molto forte, molto spesso, perché non li abbiamo ascoltati abbastanza. E loro tanto non siamo ascoltati, qual è il problema? Il mondo del volontariato, come lo sport e nella scuola, dovrebbe entrare nell'educazione civica, portare i ragazzi con l'educazione civica a fare volontariato, ma intrigarli, a metterci le mani. Finché facciamo le lezioncine in classe non ce la faremo mai. Cosa ne pensa, dottor Ponzin? Sì, sono d'accordo, e soprattutto, diciamo, in età giovanile io credo che le competenze, quindi culturali, umane, siano da anticipare molto rispetto alle competenze tecniche. Quindi io non condivido il pensiero di chi dice ma lo studio delle lingue morte
lo studio umanistico non serve, dobbiamo insegnare un mestiere. Noi dobbiamo prima di tutto insegnare a crescere come uomini e come donne liberi e capaci di esercitare un pensiero, e da questo punto di vista lo sforzo deve essere primariamente di tipo umanistico e culturale. Poi, Dottor Ponzin, devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Come stiamo andando anche a livello oculistico queste liste d'attesa? Ecco, è una cosa che vogliamo anche capire, perché veramente l'oculistica aveva delle liste d'attesa impressionanti. Si è fatto qualcosa? Si è migliorato? Com'è la situazione, dottor Ponzin? Diciamo che gli ospedali stanno lavorando al massimo e io sono testimone anche di uno sforzo che si fa per cercare di realizzare dei programmi comuni fra medicina pubblica e medicina privata. In questo senso siamo in gioco anche noi. Certo che abbiamo lasciato crescere dei bisogni molto importanti e quindi il problema è ancora molto importante. Cioè, oggi il cittadino per interventi, diciamo così, molto richiesti, di cui c'è molto bisogno, e sono soprattutto gli interventi legati alla terza età, il cittadino soffre ancora di tempi di attesa piuttosto importanti. Dottor Ponzin, ad esempio mi è stato riferito che abbiamo un centro specialistico a Rovigo importantissimo che nessuno conosce o pochi conoscono, se non per il sentito dire o per il passaparola. È vero o non è vero? Si riferisce all'oculistica? Sì? Sì, certo, insomma, il reparto di oculistica è una realtà eccellente, ma non c'è solo Rovigo, c'è perché non si conosce, dottor Ponzin? Pochi riescono a capire, perché non tutti magari hanno le vie preferenziali oppure sono anche molto pratici con la nuova tecnologia. Secondo me ci dovrebbe essere un elenco anche più facile da vedere, dove magari puoi rivolgerti. Cioè non si sa mai niente di niente, se schiacci il centralino, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, schiaccia 4, cade tutto e ritorni come prima. Ma io penso che anche i diversamente giovani avrebbero diritto di capire a chi rivolgersi per certe patologie, se abbiamo questi centri specializzati. Cosa dice, dottor Ponzin, come oculista, come medico? Sono d'accordo con lei, però come medico insisto che con l'attuale sistema il cittadino ha un punto di ascolto primario che è il medico di base, e il medico di base dovrebbe aiutare il cittadino a trovare i percorsi assistenziali più adatti alle sue necessità. Se così non è, se c'è carenza da questo punto di vista, noi dobbiamo trovare il modo per mettere i medici di base in condizioni di fare meglio il loro lavoro. Anche questo sarebbe un tavolo da aprire, lo dico al sindaco della Pietra, ecco, questo abbiamo bisogno veramente di avere dei tavoli che poi alla fine ci dicono veramente che si hanno trovato delle soluzioni o meno, perché avete sentito, si può fare, ma se nessuno capisce che i tavoli come il panificio, sfornare alla fine dell'orario qualcosa di utile. Prego. Sì, corretto, io sono pienamente d'accordo, e anche con l'analisi che ha fatto il dottore. E purtroppo c'è un problema anche con i medici di base, e questo riguarda anche noi, perché molto spesso non c'è la divisione che dovrebbe esserci delle competenze, no? E si pensa che anche il medico di base sia un affare del sindaco, no? E quindi ci troviamo, ma è chiaro che comunque il cittadino sì è affare del sindaco, per cui se c'è un problema o un disservizio o comunque c'è un approccio che il cittadino non apprezza particolarmente, noi ci facciamo comunque portatori delle istanze e cerchiamo di risolvere il problema anche cercando di mediare, quindi sono pienamente d'accordo. In base alla patologia il medico di base dovrebbe consigliarti, visto che abbiamo molto questi spesso, specializzati. Sapete, ma infatti, ma poi dopo da lì si crea tutta una serie di problematiche, perché giustamente il dottore diceva che il percorso va scelto dal medico, cioè va così visto e scelto dal medico di base. Talvolta si hanno proprio dei problemi più logistici / formali che sostanziali, e quindi una persona preferisce andare in pronto soccorso piuttosto che andare dal medico di base. Ecco che allora lì si creano anche ulteriori problemi, perché poi dopo arriva il caso che magari avrebbe bisogno di essere visto prima. Va bene che ci sono i codici, ma
si creano rallentamenti ed è un cane che si mangia la coda, per cui... Sandra da Padova, vai Sandra! Ciao Mirella e buongiorno ai graditi ospiti. Io, come avevo già accennato in un'altra trasmissione, avevo uno zio cieco, dunque sono un po' informata di queste cose. E il centro Configliacchi a Padova è un'eccellenza, perché effettivamente è proprio un'eccellenza. Volevo dire però un'altra cosa. È vero, bisogna avvicinare i ragazzi anche a chi non ci vede, a chi non ci sente. Io quando vedo sti spot pubblicitari di quei bambini sordo-ciechi, che mi viene il filo d'oro, mi viene da piangere, perché vedi che ci sono degli operatori che proprio veramente sono come i genitori, forse anche di più delle volte, perché hanno le attrezzature, sono esperti. Poi volevo dire, scusa, un'altra cosa, tra virgolette, e dunque complimenti al dottore che è in linea. La scuola, ai tempi miei, io sono diversamente giovane, alle medie c'era il latino. Adesso vogliono di nuovo reintrodurre, ma perché non hanno lasciato certe cose che quando uno va al liceo o fa l'università, giurisprudenza, che ci vuole il latino, adesso lo reintroducono, speriamo, perché, ma non per me, per questi futuri laureati o non laureati, il latino è la lingua italiana, deriva dal latino, nella mia ignoranza, e dunque penso che sia basilare nello studio alle medie, perché poi è una preparazione per il futuro. Io sono rimasta colpita da una dichiarazione in televisione di Vittorio Feltri, che lui, quando ha fatto il liceo, il professore parlava solo latino, e allora il giornalista gli ha chiesto: e come hai fatto, avendo una persona che parla solo una lingua e tu parli italiano? Ha detto: gioco forza, ho dovuto impararlo. Ecco, allora è come i bambini che da piccoli imparano 2 o 3 lingue perché hanno i genitori, magari uno è africano, l'altro è svedese, quell'altro è rumeno, ed è un bagaglio che una persona si porta in futuro, io credo, no? Nei paesi dell'est hanno una dimestichezza, perché già dalle elementari studiano il russo, studiano il tedesco, e dovremmo anche noi imparare, invece in tanti anni non abbiamo imparato niente. Grazie cara Sandra, grazie. Sentiamo come risponde il professore. Professore, cosa dice professore a questa donna, professor Fratta, che dice: una volta c'era, io l'ho studiato, poi è stato tolto, adesso viene rimesso, togli, metti, togli e metti. Prego. C'è un vino che si chiama Caccia e Meat, che è molto buono, togli e metti. Evidentemente è stato tutto un periodo nel quale si è pensato che non fosse utile avere un certo tipo di cultura. Adesso ci si rende conto, ecco, la signora che ha parlato prima ha fatto un riferimento a tutto ciò, quella che è la nostra lingua, soprattutto se andiamo nel diritto, e se uno non conosce il latino fa fatica anche a capire, no, concetti, no, la nostra è la patria del diritto. La patria del diritto da dove deriva? Da Cicerone? Da chi deriva? Quindi la metrica latina ai miei tempi, perché pure io sono diversamente giovane, io l'ho studiato il latino dalla prima media, dalla seconda media. L'unico errore che si è fatto all'epoca è che si pensava più a insegnare la grammatica, come succede anche oggi con le altre lingue. Prima si parla una lingua e poi si fanno le riflessioni sulla lingua. Noi invece abbiamo odiato, qualcuno ha odiato il latino, perché anziché insegnarti a parlare in latino, ti insegnavano i verbi in latino, la grammatica, la sintassi, eccetera. La sintassi è riflessione sulla lingua. Chiaro, qualsiasi, il francese, il tedesco, io ho fatto forse francese per 6-7 anni a scuola, spiccico sì o no 4 frasi, perché non ci ha insegnato a parlare il francese, ci ha insegnato la grammatica francese. Quindi il latino è stato un po' odiato. Il latino lo si può amare. Io amavo tantissimo Cicerone, non voglio fare esempi miei perché forse sono fuori tempo, ma mi mettevo un lenzuolo addirittura come un ragazzino, prendevo in prima media, prendevo Cicerone e me lo leggevo. Perché conoscevo il latino, mi piaceva il latino, parlavo il latino. Anche oggi io non uso mai espressioni straniere che mi danno fastidio,
Io se faccio una citazione la faccio in latino, non la faccio in lingua. Bravo professore, noi invece vorremmo anche amare gli insegnanti di sostegno che mancano. Professore, questi insegnanti che sono fondamentali, il sud che viene al nord, il nord che viene al sud, pochi numeri. Ecco, nel momento che questo insegnante sia integrato difficilmente con queste fragilità viene spostato. Ogni volta se ne parla a settembre, professor Fratta, non è possibile parlarne un po' prima e non arrivare a settembre con i soliti problemi? Cosa sarà il 2025, professor Fratta? Guardi, questo è un altro punto proprio dolens, come si suol dire, del quale continuo a parlarne anche col Ministro. Non è che sono molto d'accordo sulla questione tanti docenti di sostegno, perché qui vuol dire che i nostri ragazzi sono più che altro tutti con grossi problemi. Insomma, non è che vogliamo tornare alle classi differenziali degli anni 70. Il problema grosso è un altro. Diciamo la lingua dei segni magari. Professore, parliamo della lingua dei segni? Se vuole sentire. Allora, lei ha ragione sul fatto che non c'è continuità, no? Questi docenti che cambiano tutti gli anni dal nord al sud al nord. Io farei, non voglio essere frainteso, per i dirigenti esiste il ruolo regionale, cominciamo a farlo anche per i docenti, che uno quando va da una parte ci deve rimanere per un po' di anni, punto. Secondo, il problema di base è la formazione, ma avete sentito proprio l'altro giorno, no? A Cassino tangenti per il TFA, sì, dico bene, scuole private che titoli di insegnanti di sostegno comprati all'estero, comprati, non è che uno ci è andato manco un giorno e poi noi gli affidiamo ragazzi. Io ho detto al Ministro che prima di mettere una persona in cattedra bisogna verificare se si hanno le competenze, perché affidare dei ragazzi diversamente abili a gente che solo per un fatto etico ormai tutti questi diplomi che si hanno, tutti questi titoli per il sostegno, l'80% da dove vengono? Da dove vengono? E questa è la cosa grave. Andiamo prima di tutto a controllare, e poi perché lo Stato... È chiaro, ecco, questa è un'accusa che faccio anch'io. Perché la formazione la cura lo Stato? Così come abbiamo noi le scuole, perché affidiamo, no? I ragazzi vanno a scuola, perché non abbiamo anche come Stato, no? E affidiamo invece a università private e a quant'altro, a enti vari, la formazione degli insegnanti. Una volta c'è il diploma di specializzazione. Ma oltre al latino si potrebbe insegnare anche la lingua dei segni? Una volta si faceva qualcosa a scuola, adesso non si fa più niente. Professore, devo interromperla perché il nostro sindaco deve andare via perché ha impegni importanti. Come ci saluta, sindaco? Vi saluto dicendo che assolutamente tutto quello che viene fatto in più a scuola e che serve a crescere cittadini migliori e consapevoli chiaramente viene appoggiato. Io non sono un cultore del latino come il professore, anche perché qualche citazione magari rischio di sbagliarla, però l'ho fatto anch'io il latino al liceo e devo dire che a livello mentale mi è servito molto, è molto più scientifico di quello che sembra il latino. E poi giustamente è la nostra lingua, per cui non mi pare uno scandalo se dovesse essere reintrodotto sin dalle medie. Magari anche la lingua dei segni che una assolutamente volta sì, guardate, io esagero, allora anche lo sport sarebbe bello che fosse più valorizzato magari allora all'interno della scuola, di cambiare questa scuola. Sì, però è una cosa programmatica anche questa, è una cosa che non si può fare dal giorno alla notte e quindi è già un buon inizio il fatto che ne stiamo discutendo. Io ringrazio tutti, ringrazio te Mirella per tutto quello che fai e basta. E a presto. Sì, a presto. Grazie al sindaco Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, Fratelli d'Italia, è stato con noi. Adesso sentiamo anche Diego Ponzin, ecco, anche come scrittore un libro, l'ultimo libro qual è? Ne ha scritto altri, dottor Ponzin? Sì, allora nei prossimi mesi uscirà finalmente una raccolta di racconti e poi l'anno prossimo uscirà un altro romanzo, quindi insomma mi sono dato da fare ultimamente. Quindi allora, dottor Ponzini, cosa vuole dire il professor Fratta, ecco, sia da scrittore ma anche da uomo di cultura, ecco, cosa si potrebbe fare per migliorare questa scuola tutti assieme, perché qua bisogna fare squadra tutti assieme, perché è una squadra che vince. Prego. Ma io insisto sul tema del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve essere il primo che crede nella propria squadra e nella propria azienda. Quindi lo Stato, secondo me, in questo momento storico deve dare un grande segnale positivo al mondo della scuola pubblica e al mondo della sanità pubblica. Troverà sicuramente una risposta importante da parte degli operatori, che si sentiranno più motivati e anche legittimati a fare bene il proprio lavoro. Poi io non entro nei dettagli tecnici su come si possa selezionare un buon insegnante e forse neanche su come si debba selezionare un buon medico. Sono tutte cose che credo sappiamo fare, però dal punto di vista culturale noi dobbiamo credere e dimostrare che vogliamo una forte scuola pubblica e una forte sanità pubblica. E con queste parole noi salutiamo anche Diego Ponzin, oculista, presidente Fondazione Banca degli Occhi, scrittore, ecco, perché tutti assieme con varie idee possiamo cercare di mettere la famosa goccia nell'oceano per migliorare la comunità, tutta la comunità in generale, ma soprattutto cercare di essere vicini sia ai diversamente giovani che a questi giovani che sono dei creativi, sono anche dei bravi ragazzi, anche con tanti valori, basta prenderli per mano. Grazie dottor Ponzin, veramente grazie. Grazie a tutti. Professor Fratta, come risponde al dottor Ponzin e come ci saluta? Prego, professor Fratta. Se mi date 30 secondi vi saluto con un aneddoto. Veronesi chiama mia figlia al telefono perché ha un convegno di oncologi. Mia figlia cerca di dirgli, ma guardi, dicendo che lui ha un convegno, la voleva invitare. Mia figlia dice, ma io che c'entro, non sono un'oncologa, avete sbagliato. Veronesi fa, io so chi è lei, però a me serve che lei faccia capire, così come succede in orchestra e che lei dirige, che vale anche l'ultimo, quindi il concetto di squadra, il concetto che lei ha espresso prima, lo condivide al 100%. Bisogna fare squadra, mettendo da parte ideologie, no, opposizioni a prescindere. Quando una cosa è buona la dovremmo sostenere tutti quanti. Questo è l'augurio più bello che faccio a tutti quanti. Noi, chiaro, lavoriamo insieme per il futuro della nostra bella Italia e dei nostri giovani. Grazie anche al professor Attilio Fratta, presidente dirigenti scolastici, grazie di essere stato con noi. Pubblicità. Siamo con Danilo Vendrame, presidente Autotrasportatori Confartigianato, di essere con noi, grazie Vendrame. Buongiorno. Saluto anche il sindaco di Zero Branco Luca Durighetto, finalmente ce l'abbiamo perché dobbiamo anche parlare di cose belle, di feste, di sagre, di allegria, bere poco, bere consapevolmente, ma divertirsi sì. Grazie sindaco, parleremo di questa festa importante di Zero Branco, questa sagra, mi piace sto nome perché è nostra, sagra è nostra, cioè non potremmo cambiare sempre i nomi, è sagra è sagra. Allora partiamo proprio anche con questo servizio per capire che anche i medici hanno preso posizione, andiamo a sentire medici, farmaci, codice della strada, il dottor Leoni che è ospite molte volte a Sveglia Veneti. Adesso parte il servizio. La preoccupazione per quanto riguarda tutti quanti i pazienti che utilizzano farmaci psicotropi, sia antidepressivi sia benzodiazepine, è reale. Il vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia, Giovanni Leoni, conferma le preoccupazioni già evidenziate da Farmacie Unite relativamente a pazienti che assumono ansiolitici, antidepressivi, antistaminici e antiepilettici, farmaci che potrebbero condizionare gli esiti dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada. La preoccupazione soprattutto per i farmaci anticrisi, che sarebbero poi quelli per l'epilessia, che sono utilizzati da pazienti che hanno delle situazioni cliniche assolutamente normali, ma che possono avere poi riscontro di queste sostanze quando si fa un test salivare, un esame di quelli che sono utilizzati nel codice della strada. A fare la differenza rispetto alla precedente normativa, una frase in particolare. La grande modifica data dall'introduzione del nuovo codice della strada è l'eliminazione di una frase
sotto l'effetto delle sostanze psicotrope. Viene quindi considerata la presenza delle sostanze psicotrope e non l'effetto clinico, cioè l'alterazione dello stato. I medici ritengono concreto il rischio che alcuni pazienti costretti ad utilizzare l'auto per lavoro decidano di sospendere l'assunzione di questi medicinali. Se è necessario per lui usare dei farmaci, per esempio antiepilettici o degli antidepressivi, diciamo, lui alla fine ha un dilemma, una scelta molto pesante se prendere i farmaci oppure andare a lavorare o rischiare, e questo deve essere assolutamente evitato. Un tema che è stato portato all'attenzione del Ministero della Salute per l'istituzione di un tavolo di confronto. La possibilità per tutti quanti i pazienti, anche coloro che usufruiscono della cannabis, di avere delle deroghe che devono essere chiare e riconosciute per quanto riguarda quelli che sono poi gli esami fatti dalla pubblica sicurezza. Allora ringrazio e saluto anche, perché so che molte volte ci guarda quando ha tempo, il dottor Leoni, che spesso ospite, perché bisogna fare chiarezza e parlare chiaro, non c'è niente da fare, sennò la confusione regna sovrana e la confusione fa male, perché poi rischi di scivolare sulla buccia di banana perché non hai capito bene o non sai. Allora io partirei proprio dal sindaco Luca Durighetto. Allora lei sindaco ha capito qualcosa, perché adesso ci sono queste feste, sappiamo, si parlava anche con Vedrame, cioè l'ombra qua in Veneto ha dei rigori, inutile che sia parliamo chiaro e tondo, perché è inutile girarla. Così siamo anche fieri a volte, perché siamo anche, quando siamo allegri siamo anche divertenti, dai, quando entrano i veneti italiani, ma i veneti in particolare, è il casin che femos, è unico, però ci divertiamo. Allora sindaco Durighetto, cosa ci dice? Ma guardi, l'introduzione di queste modifiche ha generato in effetti un po' di confusione generale, proprio perché qua in Veneto noi siamo abituati, come diceva lei, a festeggiare e anche, perché no, stemperare un po' di nervosismo e di stress con la ombra o con lo spritz. È chiaro che le valutazioni che devono essere fatte però in termini di sicurezza stradale sono molteplici. Parto velocemente anche da quello che diceva il professor Leoni. È chiaro che in base al tipo di medicinale ci sarà la necessità di valutare statisticamente quanto l'uso di questo medicinale può influire rispetto alla capacità di guida di una persona. Per cui se un medicinale influisce in maniera minima e quindi statisticamente arriva ad avere a generare eventualmente un numero di incidenti molto molto basso, si può anche fare una valutazione di derogare per chi usa quel tipo di medicinale, perché credo che non ci sia nulla di più limitativo di escludere la possibilità di guidare una persona perché saltuariamente fa uso di un determinato medicinale, ma proprio perché ne ha bisogno per salute. Quindi queste valutazioni qua, che sono prettamente mediche, credo possano aiutarci, ecco, a risistemare alcuni passaggi che questa norma ha purtroppo reso come obbligatori. Invece rispetto all'uso dell'alcol, allora è chiaro che adesso c'è tutta la corsa a dire ma i limiti sono rimasti quelli precedenti, però le sanzioni in realtà si sono di molto inasprite. Io ho avuto modo tra l'altro di parlare proprio ieri mattina con alcuni imprenditori della mia zona che hanno il noleggio con conducente, loro mi hanno detto che in queste ultime settimane stanno avendo un aumento esponenziale di richieste, proprio perché anche quando adesso si ritrovano gli amici a far festa chiedono di avere un mezzo che li possa prenderli e li porti a casa, perché la paura di rischiare di giocarsi la patente magari per una serata in allegria in compagnia con gli amici sta diventando una paura tangibile. E poi è chiaro che per il tipo di convivialità e per il tipo di socialità che abbiamo noi qua in Veneto, pensare di imporre il non consumo di alcol per chi guida è una cosa che sembra lontanissima e sembra palesemente in contrasto proprio con il nostro modo di essere. Certo che forse una riflessione però sulla necessità di essere lucidi nel momento in cui si prende in mano una macchina è una riflessione profonda che va fatta, e abbiamo visto purtroppo non riguarda più solamente le fasce più giovani dei ragazzi, riguarda magari anche le fasce di quarantenni, quindi magari della mia età o di qualche anno in più. Credo però che la caccia alle streghe, come è stata un po' improntata in queste settimane, porti non a ragionare su quale può essere una soluzione, ma semplicemente ad alzare il dito e ad additare che l'alcol non va bene, non si deve mai bere, non si può più utilizzare perché sennò non puoi guidare. Ecco, questa cosa secondo me va un po' riportata invece nell'alveo corretto del ragionamento e della valutazione.
ci sta lo spritz, ci sta la birra, ci sta il bicchiere di vino, deve esserci però una capacità di valutazione nel momento in cui si sale in auto per capire se una persona è veramente in grado di guidare, e su questo credo che la tecnologia possa darci veramente un aiuto e un sussidio. Se si arrivasse davvero a installare i sistemi di controllo per cui se Luca ha bevuto troppo e non è lucido, quindi non è in grado di guidare, la macchina non va in moto, credo che questo potrebbe risolvere e toglierci di pensieri che invece in questi giorni stanno rincorrendo, dove addirittura neanche più lo sprizzetto al bar con gli amici col tramezzino perché, oh mio Dio, poi devo guidare. Quindi un po' di buon senso a volte, ecco, ci manca, sia quando scriviamo le norme che quando andiamo ad applicare. Allora andiamo a sentire Claudio da Marano Vicentino, poi sentiremo il presidente, anche Danilo Vendrame, presidente Autotrasportatori Confartigianato. Vai Claudio! Ma io lo trovo un po' un sistema, è il sistema, questo che si fa nelle strade, che fa questa destra, fa finanziamenti AGEA per ristrutturare o mettere giù vigneti nuovi, e poi faccio le leggi perché non si possa bere. Allora se uno si investe e magari un po' va sul filo del rasoio a investire in macchinari, si trova che nel momento in cui c'è il calo delle vendite per via delle leggi contro l'alcol è costretto ad andare a bussare alle porte di chi ha i soldi. È il solito discorso del pesce piccolo che mangia il più grosso. Questo non lo condivido mica, perché una cosa del genere era successa anche qui, appartamenti che davano appartamenti e finanziamenti a destra a manca, e poi a un certo punto è partita la crisi del 2008 cioè queste sono le destre, il pesce piccolo che mangia il più grosso, e creano il sistema, secondo me, e creano il sistema che succede questo, che succeda che uno che spende nel filo del rasoio a un certo punto trova meno entrate e quindi va a gambe all'aria. Buona giornata signori. Grazie Claudio, sentiamo il presidente Vendrame. Ecco, questi autotrasportatori, ecco, come vede la situazione, presidente? Allora, leggi nuove non ce ne sono aumentate solo le sanzioni. Però diventano deleterie. Già prima avevamo parlato col Ministro, anche se con questo e con i precedenti, perché non si era capito l'effettiva portata di quello che si chiede all'utente, specialmente all'utente trasportatore o chi ha patenti superiori. Mi spiego meglio. Allora, se sabato sera usciamo tutti quanti, facciamo la cena di classe e bevemo 2 ombre di più per uomo, non balla, un'ombra di più, a tutti ci ritirano la patente. Il lunedì il muratore va a lavorare, il meccanico va a lavorare, l'autista non va a lavorare perché gli hanno ritirato la patente. Siccome nel 2005, dopo 20 anni che ci stavamo dietro, siamo riusciti ad avere la doppia patente, cioè la patente di guida più il CQC che ci porta a fare 140 ore di corso, eccetera, 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 che si chiama certificato qualificazione conducente, che sarebbe la patente professionale. Ecco, questa patente venuta fuori sulla legge per sdoppiare i discorsi e ovviare a questa inconvenienza, cioè una cosa è la patente della macchina, una cosa è la patente del camion, è stata fatta nel 2005 circa, la legge è giusta, la circolare applicativa no, perché la circolare applicativa dice che una è dipendente dall'altra, quindi bevemo un'ombra di più, però testa a casa da lavorare per mesi. Allora quella è una cosa che non è giusta. Seconda cosa, io sono d'accordo che ci siano sanzioni alte, specialmente per gli ubriachi e i drogati. Drogati specialmente, e troviamo specialmente questo sulle fasce più giovani, gente che purtroppo non è abituata a bere e dopo sconfina sulle cose, sull'eccesso. Allora quelli sono più fuori.
d'ombre in Veneto non aveva mai fatto male a nessuno e siamo sempre riusciti bene. Il codice prevede il ritiro della patente e su questo sono perfettamente d'accordo, però ci devono aiutare nel senso della normativa. Allora, se tu mi dici che io non posso bere alcol, allora mi devi fornire, o meglio, devi obbligare o consigliare, diciamo consigliare, i ristoranti, i supermercati, di avere quelle cose analcoliche, la birra analcolica, il prosecco analcolico è anni che esiste, però ancora non c'è, non lo trovi. Birra analcolica, anche ieri ho guardato in un paio di supermercati, non c'è. Allora, mica sono abituato, bevo un'ombra, perché non posso bere? Bevo l'analcolico, ok, ma però bisogna che lo trovo. Allora, se si fa una legge per dire non bevi alcol, non mi devi vietare di bere una birra. Allora facciamo la birra analcolica, c'è, ok, obblighiamo i supermercati a averne almeno la produzione di due marche, averla a disposizione. Ecco che la gente comincerebbe, vai al ristorante, ti mangi un tocco di carne, magari a brace, qualcosa devi bere acqua, non è nella nostra cultura. Te va a festa del radicchio, te mangi radicchio e salsiccia, radicchio ai ferri. Come fatto non beva niente. Come fatto non beva niente. Te bevi qualcosa, ma beviamo, troviamo qualcosa analcolico che... Sindaco, mi sembra che Vendrame faccia una bella proposta. Noi saremmo anche disponibili a bere anche la birra o il vino non alcolico, ma se non lo troviamo, eppure nel commercio c'è. Non è una brutta idea questa qua di mettere anche nelle sagre la possibilità di avere questa birra, questo prosecco analcolico che da anni c'è nel commercio perché esiste. Cosa dice il sindaco Durighetto? Ma guardi, a riguardo porto una testimonianza diretta perché quest'estate io sono stato qualche giorno in Irlanda e lì tassativamente ogni pub ha, oltre alla classica birra stout, la birra nera molto conosciuta e famosissima, hanno la versione zero alcol e la propongono addirittura come prima proposta quando nel menù tu vai a scegliere il tipo di birra che copiamo che no, dice Vendrame. Copiamo da chi che sa farlo. Questo perché in Inghilterra prima di noi e in Irlanda poi avevano problemi di alcolismo alla guida. Tra l'altro il tema, io concordo sul fatto che ci debba essere una maggiore produzione e proposta di vino zero alcol. Tra l'altro apro e chiudo parentesi, poi i miei concittadini mi sgrideranno, però io per esempio è già da qualche anno che periodicamente assaggio alcune tipologie di vino zero alcol. Ho iniziato qualche anno fa quando c'erano le prime bottiglie, di capire se ce n'è qualcuno che magari mi piace di più e mi può dare, come diceva il presidente Vendrame, magari giusto accompagnamento in base soprattutto con pietanze un po' corpose, tipo la fiorentina o la carne alla brace, che di solito chiedono alcol. E da questo punto di vista però, ripeto, io ritorno anche sull'altro punto. Il problema del guida in stato di ebbrezza non lo risolvo togliendo la patente all'1 su 1000 che becco ogni tanto. Il problema della guida in stato di ebbrezza lo risolvo se chi è ubriaco non riesce a guidare la macchina. Perché la missione non è quella di andare a ritirare le patenti a chi quella sera riesco a fermare e a bloccare prima che succeda l'irreparabile, ma dovrebbe essere quello di evitare che succeda l'irreparabile. E quante pattuglie potrei mettere in piedi, quanti posti di blocco potrei fare? È inutile. Aiuta quando ci sono i posti di blocco lungo la strada iesolana d'estate per andare a Jesolo, però non risolve purtroppo il problema delle morti per incidente per guida in stato di ebbrezza. Quindi su quel punto lì, oltre all'ottima proposta che faceva il presidente Vendrame, quelli sui due punti su cui dovremmo cercare veramente di dare un'accelerata. E ora invece di spend scale per sciocchezze, piuttosto vediamo di fare degli investimenti per evitare che chi non è in grado prenda la macchina e la guidi, perché se no il rischio vero è quello che, al di là delle fasce d'età, e Presidente, io potrei essere d'accordo su quasi tutto, c'è un punto dove invece io dissento, che è quello sull'uso delle sostanze. L'età non è purtroppo solamente quella giovanile, ma l'età si è alzata moltissimo, soprattutto alla fascia 40-50 anni, quindi anche lì magari c'è da fare un focus particolare, non è oggetto della discussione di oggi. Però se io evito che chiunque non sia lucido in quel momento prenda la macchina e guidi,
allora avrò risolto il problema, ma non risolvo con i posti di blocco o con altri sistemi di controllo che hanno solamente la funzionalità di andare a campione a capire più o meno quante potrebbero essere le persone che stanno guidando e non sono in condizioni di guidare. Io devo evitare che chi non è in grado di guidare possa guidare, e allora avrò risolto il problema e potrò dare invece la libertà giusta a chi invece è in grado di gestire autonomamente il proprio stato di lucidità mentale. Allora andiamo a vedere questo nuovo codice della strada. Sei sospensioni della patente per uso del cellulare alla guida con relativa multa da 250 euro, 2 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, 2 violazioni per uso del monopattino senza casco. I numeri delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Treviso a quasi un mese dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada evidenziano come la stretta imposta dalla normativa un primo effetto l'abbia già prodotto ed il timore delle conseguenze davvero pesanti sul portafogli ma soprattutto sulla patente inviti alla prudenza. Ci sono stati già i primi casi in cui è stato necessario operare secondo la nuova previsione normativa, per cui abbiamo già operato contestualmente alla contestazione della violazione anche il ritiro e la sospensione breve. Massima attenzione all'uso del telefonino se non si vuole incorrere in una stangata sulla patente. L'operatore di polizia potrà quindi durante la fase di controllo accertare quanti punti sono presenti sulla patente del conducente e se inferiori a 20 potrà sospenderla, ritirarla per meglio dire, e immediatamente sospenderla. E se i punti sono inferiori a 20 ma non meno di 10, allora la sospensione sarà pari a 7 giorni e se invece è inferiore a 10 punti la sospensione è pari a 15 giorni. Sospensione immediata alla quale si aggiunge poi quella decisa dal prefetto, forte inasprimento anche per la guida in stato di ebbrezza. Ha superato come quantitativo di alcol nel sangue lo 0,8 grammi litro e fino a 1,5 grammi litro, per lui sarà prevista un periodo di pari a 2 anni in cui non potrà condurre veicoli se non con un tasso alcolemico pari a 0. Anni che salgono a 3 se si supera l'1,5 grammi di alcol per litro di sangue, con l'aggravante dell'installazione dell'alcol lock sull'auto, ma per quest'ultimo aspetto mancano ancora i decreti attuativi. Tra le violazioni dei trevigiani al nuovo codice, però, quella rilevata più di frequente dalla polizia locale è quella della sosta negli stalli riservati ai disabili senza averne titolo, ben 19, con sanzione di 330 euro e 4 punti in meno sulla patente. Siamo sempre in giro in furgone, in macchina, quindi è diventato un po' faticoso anche a livello proprio di gestione della guida. Cioè, bisogna sempre stare attenti perché in giro per la strada c'è un po' di tutto. Sempre peggio. Cioè la gente non c'è un minimo non so, hanno la testa da un'altra parte. Quindi probabilmente una multa più pesante. E vorrei anche qualcosa in più, insomma, diciamo, ecco. Giusto perché comunque si sono verificati troppi incidenti per distrazione, anche le norme relative all'alcol, agli stupefacenti sono severe, però necessarie. Purtroppo i ragazzi oggi tendono sempre più a pestare sull'acceleratore, quindi con queste nuove normative penso che sarà un ottimo deterrente. Più restrizioni per tutti, sia per i ragazzi che per anche gli adulti. Sanzioni più severe per la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droga, nuove regole per bici e monopattini, stretta per chi viene beccato al cellulare. Il nuovo corso del codice della strada viene promosso da buona parte dei trevigiani a pochi giorni dall'indagine shock della provincia che ha evidenziato l'aumento anche nel 2024 di incidenti mortali e feriti. In particolare 3 sinistri su 10 nella Marca sono causati dall'uso improprio dello smartphone, che una volta entrata in vigore la legge potrà costare fino a 2.600 euro e sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Sì, quello è anche la distanza di sicurezza, perché tante volte c'è la combinazione di usare il telefono e stare attaccati agli altri che è veramente pericolosa e non fa sentire al sicuro. Come si dice, un messaggio non vale la pena di perdere la vita per mandare un messaggio, e quindi si rischia tanto per un'inezia, quindi secondo me è giusto. Io ho perso
perso anche un'amica per un incidente, quindi sono abbastanza sensibile sulla cosa. Quanto ai limiti di velocità, se da un lato si fissano nuove regole più restrittive per l'uso degli autovelox, dall'altro si aumentano le sanzioni per chi infrange le regole nei centri abitati. Per i recidivi si arriva a multe di 880 euro. Questa madre di 2 giovani ha le idee chiare. 2 ne ho patentati, per cui io sono più che d'accordo, perché vediamo tutti i giorni le stragi che ci sono sulla strada, per cui è giusto così. Per le vite che vengono perse quotidianamente sulle strade e soprattutto per una coscienza maggiore di tutti quanti. Però c'è chi dice multe troppo alte. No, bisogna dare un segno forte, altrimenti non si ferma più questa situazione. Allora, Presidente Vendrame, come commenta questi 2 servizi che abbiamo visto? È difficile commentare, tutti hanno ragione. Però dico che il legislatore dovrebbe mettersi nei panni del personaggio dell'individuo normale, fruitore della strada, eccetera. Noi abbiamo visto sì un'impennata degli incidenti, smartphone, eccetera, è giusto, non ci devono essere. Però la cosa che avevo parlato direttamente anche con il Ministro Salvini, ma che ho lanciato anche da qua, eccetera, noi una gran parte di incidenti mortali si fanno in centri urbani e sulle strisce. Perché non riusciamo a regolamentare i passaggi pedonali con un lampeggiante, con qualcosa che dica: caro pedone, ieri c'era un signore che guardava per aria, era vicino alle strisce. Si è fermata una macchina e questo ha fatto un segno che non gli interessava niente. Dopo 3 macchine se ne è fermata un'altra e questo ha fatto segno che... Allora, se io so che il pedone deve attraversare, che schiaccia il bottone, che si accende un lampeggiante, eccetera, io mi fermo. Se arriva qualcuno di corsa, certamente deve attendere quell'attimo che deve schiacciare il bottone. Ma queste cose ci devono essere. Ecco, il legislatore non lo prende in considerazione, è sempre colpa della macchina perché non hai visto. Abbiamo visto delle sentenze sulle assicurazioni che dicono il pedone ha tenuto un comportamento totalmente scorretto, ma prevedibile, quindi è colpa della macchina, un'altra volta ti ritira patente. Cosa che io ho fatto mille mal che ho guardato dappertutto e non che era. Questo deriva da corsa, mica attraversare la strada. Ecco, queste sono cose che noi come associazioni di categoria, ma anche le associazioni dei cittadini dovrebbero tirare in ballo, dovrebbero far pressione perché la politica riesca a capire. Difficile che un ministro o qualche parlamentare che viaggia da sempre con l'autista capisca queste cose, però si deve immedesimare su chi l'ha eletto, lui rappresenta chi l'ha eletto, non rappresenta se stesso, quindi lo deve capire. Le multe sono care, specialmente per chi viaggia tutti i giorni in strada e ogni giorno ce n'è una nuova. Abbiamo questa cosa, tanto per dire... Lega, Presidente. Tanto per dire ai trasportatori, dal 27 dicembre è una normativa vecchia del 2005, però non era sanzionabile. Avere le istruzioni scritte per il conducente a bordo del mezzo. Ecco, fino adesso non c'erano sanzioni, adesso hanno cominciato a mettere le sanzioni, quindi questa cosa ci deve avere in camion. Camion, anche furgoni o solo camion? Tutti quelli che trasportano merci devono effettivamente, dice che l'autista nell'effettuazione dei servizi deve essere reso edotto degli pericoli sagoma al limite, massima al limite, limiti di velocità, eccetera. Quindi se un autista infrange uno di questi limiti, ecco che scatta la sanzione per lui e per la ditta. Quindi bisogna consegnare questa cosa. Chi non lo sa e chi non sa cosa fare, telefoni in associazione al segretario provinciale che sarà felice di mandarvi tutta la documentazione che serve.
Aspetti Presidente, perché voglio sentire, siccome il tempo è tiranno, cosa ne pensa anche il sindaco Durighetto. Avete sentito proposte che fa il Vendrame? Così è bello, ecco, proporre anche delle soluzioni, ecco, stare attenti perché anche questo documento ci deve essere, ma tanti non lo sanno. Prego sindaco. Io concordo col Presidente Vendrame quando ha anche detto qui a sentire le varie voci tutti hanno ragione, nel senso che ognuno pone il proprio punto di vista e in funzione di quelle che sono le proprie sensibilità, i propri interessi, porta un elemento rispetto agli autisti professionali, come diceva appunto il Presidente Vendrame. Credo che purtroppo le valutazioni siano state fatte in maniera un po' superficiale e concordo con lui non solo nelle proposte di risoluzione ma anche sulla necessità magari che, se non proprio il Ministro, però almeno i tecnici del Ministero, che dovrebbero essere le persone competenti che coadiuvano i Ministri e i sottosegretari per la stesura di questi testi, possano almeno una parte. Lancio una proposta. Io sarei dell'idea che i tecnici dei ministeri dovrebbero fare degli stage presso le aziende, così il responsabile del settore trasporti del Ministero dei Trasporti dovrebbe fare lo stage in una delle nostre tantissime aziende di autotrasportatori qua in provincia di Treviso. E si tira 10.000 euro al mese, va a fare stage con che altri che tira 1.300 euro, ma siamo Dio scherzare. No, ascolta, e quindi che tira 1.300 euro dovrei insegnare a quello che c'ha per 10.000 e fatica un po'. Qua. Sì, però ascoltami qua, tieni conto che Ori decide solo da testa e non è meglio che a questo punto anche se c'ha per 10.000 euro al mese i venga a Zoda SKI, i 60 con altri in parte, vede al manca cosa che vuol dire lavorare, perché il tema purtroppo è che chi sta decidendo e chi decide non prende in considerazione quello che in realtà in alcuni aspetti è l'operatività classica. Perché se il direttore del Ministero non ha idea di come funziona un'azienda di trasporti, però è quello che determina che regole che ti hai da rispettarti, fa tutti essere contento delle decisioni che togli io. Guarda, da questo punto di vista... un messaggio adesso, anche questa mattina, treni in ritardo, gente arrabbiata, non arrivano i treni nell'orario stabilito, gente che perde coincidenze di tutto, caos totale. È arrivato anche questa mattina il messaggio, mi è arrivato, io devo per forza dirlo perché è giusto fare informazioni. Il Presidente Vendrame cosa dice? Non si capisce cosa stia succedendo, certamente qualcosa c'è sotto e speriamo che lo risolvano entro breve tempo. Non posso dare dei giudizi su delle cose che non so. Certamente qualcosa sta succedendo, non è possibile che sia così e se veramente ci sono tutti questi guasti bisogna intervenire in maniera drastica sulla rete. Dopo ci sono cose penali. Vabbè, non sta a noi, giustamente, però quello che dire... vogliamo capire è che vorremmo anche i treni, ecco, soprattutto i mezzi di trasporto già ne abbiamo pochi. Vorremmo tutti i servizi che paghiamo, vorremmo che fossero efficienti. Il mio servizio, se non sono efficiente, il mio cliente il giorno dopo cambia. La rete dei treni non è che il giorno dopo cambi. Però sarebbe giusto che anche loro facessero tipo privato, cioè la rete non funziona, qualcuno si deve trovare, si deve individuare, se non la colpa, ma certamente qualcosa c'è sotto. Presidente, voleva aggiungere qualcosa a quel documento che prima leggeva? C'è qualcos'altro che vuole dire? No, voglio dire che la polizia comincia a volte, sì, siccome ci sono tante leggi, quando ti fermano hai sempre il batticuore, hai sempre qualcosa che credi di non avere o di non essere a posto, invece quasi sempre sei abbastanza a posto. Un appello alle forze dell'ordine è quello che avevamo detto anche tanti anni fa e che continuiamo a dire. Se fermi un camion, specialmente trasporto professionale, controlli quelle 5-6 cose essenziali e vedi che è a posto. Inutile voler scavare fino a cercare quel qualcosa che non va. È a posto, lascialo andare, ne fermi un altro che probabilmente ha qualcosa da ridire.
Ma il voler cercare la virgola per riuscire a prendere la giornata, diciamo così, anche la polizia, insomma a volte non dico è fastidioso, ma quasi. Però non è, Presidente, possiamo fare anche un appello a quei camionisti, a quei trasportatori, non tutti naturalmente, che corrono un po' troppo? Allora, è bello dire se corre un po' troppo e ora te va via sul divieto 50 all'ora, te ha 3 macchine che ti passa, te va via a 60, ecco che allora non ti passa, però che se è il pensionato che ti dice te correvi forte. Insomma un po' capire, anche noi abbiamo dei limiti e dobbiamo rispettarli e tutti li devono rispettare, però a volte anche essere troppo, cioè bisogna capire che gli utenti della strada sono tanti, le idee sono tante, noi rispettiamo i limiti e gli altri rispettino noi. Il problema è che nessuno rispetta i limiti, pochi, e quando uno esce di casa si fa le proprie regole. Questo è quello che noi vediamo sulle strade tutte le mattine, purtroppo tutti i giorni, volte sì. E purtroppo è così, e poi chi si rimette... 2 settimane fa in centro paese, tanto per capirsi, che se 2 semafori col camion carico partivo perché vado via col camion, non è che sia Dio dire robe, stando in ufficio, vado via col camion, tra i 2 semafori arriva una corriera da Drio, il camion carico riprende pian, una corriera da Dio mi passa tra 2 semafori, cioè una roba che non esiste. In terra. È successo. Cioè, per quello ho detto che ognuno si fa le proprie regole. Quello là diria che non va tanto bene. Se si può anche segnalare, però sa, Presidente... Provate a fare la Castellana mattina dai sì e mesa. Se una parvenza di regole da rispettare, direi parvenza, non avete capito cosa ha detto il Presidente Vendrame? Allora vi ho detto che finivamo in bellezza, andiamo a vedere questa festa, è dell'anno scorso naturalmente perché non ho le immagini della festa, però andiamo a vedere questa mostra radicchio Zero Branco. Speriamo di arrivare a 4-5 mila persone anche quest'anno. Fino a domenica Zero Branco celebra il radicchio rosso di Treviso nella mostra allestita nel grande stand di Via Fermi. Un'annata non semplice per gli agricoltori, le gelate tardive hanno penalizzato il prodotto in termini di peso ma non di qualità. E il tardivo IGP si conferma una delle eccellenze del territorio grazie anche al lavoro delle Proloco. Un'edizione qualsiasi, quella appena inaugurata, ma un traguardo raggiunto con impegno e sacrificio. 30 anni è un traguardo importante, sì, perché io mi ricordo che le prime erano difficili, adesso negli anni abbiamo trovato la struttura e c'è tanto da lavorare e gli agricoltori ci danno una mano, però il lavoro è duro, il radicchio è il lavoro più duro che possono avere i nostri produttori. Volevo ringraziare tutte le Proloco, a partire da quella di Zero Branco, che si sta anche certificando oltre che sul peperone anche sul radicchio rosso come sagra di qualità, ma per ringraziare tutto il mondo delle Proloco, perché grazie a loro noi diamo un'attrattività importante a questo territorio. Prodotti tipici che per le comunità da cui hanno origine significano anche un legame con la propria storia e la propria terra. Ho un nipotino che è nato a New York e che vive a Ginevra e che ogni inverno si aspetta che arrivi dal nostro territorio il pacco con il radicchio del nonno. Per lui quello è il collegamento con la famiglia di origine che magari non sempre ha la fortuna di vedere e di incontrare. Allora, dopo aver visto questo meraviglioso fiore d'inverno, cosa ci racconta? Come sarà quest'anno? Abbiamo aperto il 2025, Sindaco Durighetto, vedremo anche le immagini che siamo riusciti a mandare. Prego, Sindaco. Sì, quelle erano le immagini dell'anno scorso perché l'inaugurazione di quest'anno sarà domenica, gli stand hanno aperto ieri, quindi siamo ancora nelle prime ore, ecco, dell'edizione di quest'anno. L'edizione dell'anno scorso è andata benissimo, tra l'altro, quindi sono stati raggiunti anche gli obiettivi che la Proloco si era prefissata. Quest'anno diciamo che purtroppo il problema e la difficoltà principale è legata al prodotto, perché abbiamo avuto tantissimi episodi di marciume in campo dati da qua, che purtroppo stagnava, e dalle piogge che sono arrivate proprio nel periodo sbagliato, anche se per fortuna le gelate di gennaio
di gennaio, sento una controvoce sotto, chiedo scusa, mentre le gelate di gennaio hanno aiutato a mantenere insomma la qualità alta del prodotto, e quindi si stanno cercando un po' di tirare le fila, ma sembra che l'anno partito male possa essere in qualche modo salvato. Tra l'altro il prodotto di quest'anno è di un'eccellenza unica, perché in varie situazioni sono stati riconosciute la qualità e anche la bellezza del prodotto. Quindi noi siamo pronti, domenica mattina appunto alle 10:45 ci sarà l'inaugurazione, ma già da ieri sera gli stand sono aperti e sono in attesa. Saranno anche tutti gli amministratori, sindaco, visto le liti che sono in corso, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Liga, chi ci siederà quest'anno, sindaco, come vede? Io credo che il radicchio rosso possa unire un po' tutti, un po' come il prosecco, sono i due prodotti che in Veneto uniscono tutti. C'è una trasversalità e un bellissimi dei nostri piatti e prodotti tipici. Vendrame, cosa vuole leggere? So che sono in chiusura, ma so che Vendrame deve leggere ancora qualcosa. Devo dire una cosa, abbiamo fatto dei direttivi nazionali, li ho portati a mangiare da Dino, tanto per non fare, tanto non c'è più, esatto. Da Dino ho portato a mangiare raici e fasioi. Non l'avevano mai mangiato nessuno e tutti quanti hanno detto. Ritorno a ribadire le istruzioni scritte per i trasportatori. Tutti quelli anche col furgone che trasportano merci le devono avere, perché altrimenti arriva multa anche all'azienda. Chi non sa cosa fare, non sa cosa siano, si rivolgano al nostro segretario provinciale milanese, e Milanese vi manderà tutta la documentazione che dovrete tenere in cambio. Questa è la documentazione. Grazie Presidente, così me la tengo anch'io, visto che anch'io giro col furgone con le cose, così ce l'ho già, perché è meglio averla che non averla, che dopo mi faccia pagare la multa anche perché ne motore a merce. Meglio non scherzare, qui in Italia non si sa mai, non sai mai chi trovi. E allora sentiamo come ci saluta il Presidente Durighetto, il Sindaco Durighetto, e che messaggio vuole fare per quella domenica che ci sarà questo inizio di questa festa del radicchio. Io veramente aspetto tutti quanti a visitare la sagra come la mostra, ma in realtà sagra mi piace, è proprio è nostro, indica proprio il momento di festa e di incontro. No, aspetto veramente tutti già da stasera, ma poi anche domenica mattina, soprattutto l'inaugurazione, perché oltre che un momento di festa è veramente un momento di incontro. L'anno scorso abbiamo fatto una conferenza non prevista la mattina dell'inaugurazione, perché tutte le associazioni di categoria, gli agricoltori stessi e tutte le parti hanno voluto portare il proprio punto di vista rispetto al tema del radicchio, ed è stato veramente interessante, è stato molto utile e soprattutto ci ha aiutato una volta, davvero per una volta, a provare a mettere assieme da chi il radicchio lo coltiva e quindi da chi ci lavora con chi poi invece a livello regionale e nazionale va a fare le norme che regolano anche questo tipo di lavoro. E per questo, dicevo prima, quel punto di incontro è stato veramente utile per tutti, sia per i parlamentari che poi vanno a fare le norme e le regole a livello nazionale e addirittura a livello europeo, e chi poi queste norme le deve applicare nella giornata quotidiana. Aspetti, perché è troppo bella questa. Allora, ha chiamato una persona, mi dicono dalla regia, visto che manca il prosecco analcolico, visto che manca la birra analcolica, come fare per comprare 10 casse di radicchio d'inverno, il nostro fiore? No, veramente no, Sindaco, perché guardi che questo succede anche a Milano. Io ho persone che chiedono se mandiamo il radicchio perché non lo trovano, come a birra, cioè noi altri siamo proprio unici. Cosa deve fare questo telespettatore? Guardi, però per esempio io parlo di realtà, quasi tutte le aziende di Zero Branco ormai si sono strutturate, fanno spedizioni in giornata in tutta Italia e addirittura in alcuni casi anche all'estero. Per cui in realtà basta contattare una qualsiasi delle aziende dei nostri territori e chiedere, le spedizioni sono rapidissime, il prodotto arriva in assoluta qualità e freschezza già il giorno stesso.
Questa è una cosa che ho provato anch'io con degli amici in Campania, e il prodotto è arrivato in giornata, perfetto, buonissimo, e mi hanno ringraziato. Quindi, sindaco, che ha ragione Mirella, che ci vuole più informazione, perché se questo telespettatore ha chiamato vuol dire che noi stiamo trovando, sindaco, è inutile che c'è in Italia, noi siamo bravi, ci sono, faremo e dai, così oremo, e dopo arriva la telefonata, ci sarei anch'io, perciò io ringrazio veramente il sindaco Durighetto, Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco, per far capire che siamo veramente bravi, i prodotti li abbiamo, il problema è che bisogna che riusciamo a superare questa asticella di burocrazia. Prego sindaco. Abbiamo il prodotto, ma bisogna dire che il merito va anche, mi tocca fare una marchetta, a Vendrame e a tutti i suoi associati, perché se non che fossi trasportatori in Italia a roba non viaggia coi treni, non viaggia neanche coi aerei, viaggia coi mezzi ancora a 4 ruote, quindi il merito è anche dei trasportatori se roba arriva. Dice che il merito è anche dei trasportatori perché questo prodotto viaggia sulle 4 ruote. Noi abbiamo tanti prodotti che vengono su dal sud, e quindi vanno al mercato ortofrutticolo mattina, così 5 isebodi, e possono tornare giù anche con un certo carico e una piccola remunerazione, se no io dovrei tornare a casa Vodi, insomma, perché non ci sono merci che vanno tanto al sud, sono più prodotti agricoli che vengono su. Un messaggio alla politica Vendrame, dai, un messaggio, visto che andranno a mangiare alla festa della Radicchio, un messaggio alla politica. Noi abbiamo tante associazioni di categoria, abbiamo anche tante persone che non sanno cosa vuol dire tutti i giorni lavorare. Allora prendiamo delle persone che sanno lavorare e cerchiamo di consultarli prima di fare qualsiasi passaggio di legge. Non saremo professori, ma naturalmente avremo un insegnamento di vita che loro ancora non possono avere perché fanno un altro mestiere. E con queste parole penso che sia stato molto chiaro il Presidente Vendrame. Il problema è che tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, Presidente, non c'è niente da fare. Ognuno deve fare la propria parte, deve guidare con giudizio, deve guidare col buon senso, deve rispettare le regole se ci sono. È inutile farsela sempre, faccio io le mie regole, perché sennò non andiamo fuori, perché se le regole le hanno fatte bisogna rispettarle e non c'è niente da fare. Allora Sindaco, come cosa di tanto la metterò in contatto con questo telespettatore, così le darà l'elenco delle aziende che possono far arrivare questo radicchio, questo fiore d'inverno che tutti ci invidiano a casa. Ecco, come ci saluta e che messaggio vuole lasciare, Sindaco? Ma io rimango sul tema della sagra davvero, perché per noi qua a Zero Branco è uno dei momenti più belli e più importanti di vita di comunità, e quindi davvero vi invito a venire, a passare alla sagra, alle mostre, per vedere non solo la qualità dei prodotti, ma anche per vivere dei momenti magari un po' di serenità e di tranquillità e di spensieratezza. Le sagre servono anche a questo. Io ringrazio veramente. Visto che abbiamo appena parlato, metta a disposizione qualcosa di analcolico che vedrà che qualcuno lo beve. E sei anche esperto perché li ha anche a provare, hanno venito direttamente, se Vendrame viene a trovare la birra analcolica vuol dire che qualcosa, questa trasmissione ha funzionato. Grazie veramente, grazie a Luca Durighetto, grazie a Nino Vendrame. Adesso andiamo ad ascoltare questa magnifica cantautrice che è la nostra Boschiero, questa ragazza meravigliosa, questa persona veramente che anche lei sta cercando di portare avanti i valori della nostra società e della nostra comunità, anche con la musica e con le canzoni. Grazie e andiamo con la musica. Quanto è profondo il mar, quanto è bugiarda questa favola, non riesco a respirare, la pelle svela
gli argini, superare gli ostacoli, abbracciare i miei limiti, arrivare da me, rompere gli argini, superare gli ostacoli, abbracciare i miei limiti, arrivare da me. Mi tengo stretta la mia isola, ripartirò da qua. Non sono più io la tua bambola, io sono